dei miei 20 anni, che me ne faccio se questo mondo mi lascia indietro. Avevo un cuore che ti amava tanto, che si è perduto per volerti bene. Io chiedo a te di tendermi una mano e di salvarmi se lo vuoi. E questo cuore che ti amava tanto è cieco in questo mare di silenzio. Mi han detto che si vive di speranza. Se tu lo vuoi mi aiuterai. Per questo amore ti ho dato tutto. Avevo un cuore che ti amava tanto e non rinuncio a perderti per sempre. Io chiedo a te di tendermi una mano e di salvarmi se lo vuoi. E questo cuore che ti amava tanto è ancora vivo e non sa fermarsi. In questi occhi leggi la mia vita che si è perduta senza te. Altro giro, altra corsa, altre donne uccise. Io non ne posso più, ma penso anche voi a casa, specialmente noi donne, dobbiamo cambiare veramente registro, dobbiamo forse anche culturalmente crescere di più, pensare di non fare più le croce rossine, perché ormai abbiamo fatto per tanti anni, basta, dare sempre l'ultima chance, l'ultimo saluto, l'ultimo ciao. No, non esiste, dobbiamo veramente fermare questi uomini che non hanno ancora capito la bellezza della donna e della famiglia. Questa mattina ho due ospiti veramente importanti, ho in presenza il professor Angelo Dei Tos, professore ordinario, presidente scuola di medicina all'Università di Padova. Grazie professore di essere qui con noi, grazie veramente. Grazie. Abbiamo collegato anche un numero uno, Paola Conte, questa donna, questa mamma invece che si è messa sempre in prima linea da tanti anni, dopo aver perso questo adorato figlio di 12 anni che è uscito in bicicletta e non l'ha più rivisto, e sta ancora combattendo per cercare di salvare delle vite umane. Con una politica, a mio avviso, Paola, ciao, grazie di essere qui anche a te, che sente ma non ascolta, che è diverso, sentire ma non ascoltare. Ne parleremo anche con Paola di queste morti, ormai ciclisti, motociclisti, automobilisti, pedoni, ormai ci mettiamo dentro tutti. Però io partirei proprio dal professore ordinario, presidente ripeto, di scuola di medicina all'Università di Padova, capite bene quando presento gli ospiti, per capire com'è la situazione. Sta arrivando l'autunno, si parla di antinfluenzale, si parla di nuovi vaccini, io personalmente lo farò appena mi daranno il via libera, perché ci credo, perché voglio star bene, professore, e perché credo nella scienza, nella ricerca e nella medicina. A lei, professore. Ma guardi, il tema delle vaccinazioni è importantissimo, proprio perché vaccinarsi significa in qualche modo proteggersi da malattie infettive
tutti sappiamo che tributo è stato pagato in tutto il mondo nell'arco della pandemia, e sappiamo che la vaccinazione in qualche modo è quella che ci ha portato fuori da quella pandemia. Oggi è vero che attualmente virus come il virus del Covid si sono in qualche modo attenuati, producono una malattia che non riempie le terapie intensive, non riempie gli ospedali, ma soprattutto per le persone, diciamo, fragili, ma anche per chi, e tra questi naturalmente colloco anche me stesso, hanno compiuto i 60 anni, la raccomandazione è quella certo di fare sia il vaccino influenzale che fare il monodose della nuova formulazione vaccinica, che nella sostanza protegge anche dalle varianti che sono adesso in circolazione. Un'altra cosa importante è la paura, professor Deitos, questa paura forse anche per una comunicazione errata, magari chi doveva stare zitto ha parlato e chi doveva parlare invece è stato zitto. Anche questo è a casa, questo fai da te, vado in internet, mi curo, ma l'ho sentito, ma me l'ha detto. Ecco, io vorrei che questa mattina lei proprio cercasse di dare un messaggio positivo, perché io ricevo tante telefonate di persone, professore, che hanno detto io ho fatto il vaccino e mi è arrivato di tutto e di più, sto malissimo, non ne farò più altri, sono stata male da quando ho fatto il vaccino, cosa mi hanno fatto? Ecco, cosa vogliamo dire a queste persone? Perché i farmaci hanno tutti gli effetti collaterali, bene o male. Certamente. Allora, il vaccino è un farmaco, sono farmaci sicuri, sono farmaci che sono giunti sul mercato e alla disponibilità della popolazione dopo studi clinici e dopo approvazione degli enti regolatori, soprattutto in Europa, ovviamente l'EMA, l'Agenzia Europea per i Farmaci, in Italia l'AIFA. Certamente, come lei dice correttamente, qualunque farmaco può avere degli effetti collaterali, ma gli effetti collaterali sono registrati e sono monitorati. E nell'esperienza enorme che è stata accumulata nell'uso dei vaccini, si è visto che i benefici sono sempre superiori ai problemi che un vaccino può dare. A volte le persone, diciamo, attribuiscono la comparsa di un malessere, di una malattia, al fatto che si sono vaccinati, ma capite che per collegare i due eventi è necessario disporre poi di evidenze, di prove. Sarebbe come, io dicessi, guarda, questa mattina ho preso un caffè, oggi ho preso il raffreddore, quindi il caffè fa venire il raffreddore. Questo non può essere fatto accettato. Capisco la paura, capisco i timori, soprattutto perché quando si afferisce, si accede a informazioni non controllate e non scientifiche come quello che sono spesso contenute in internet, è possibile spaventarsi. Io credo sia necessario rivolgersi con fiducia a quelli che hanno studiato la medicina, la chirurgia, per poter poi esprimere un parere che sia fondato e anche a rassicurare la popolazione. Allora, l'uso dei farmaci, molta attenzione a questo vaccino, abbiamo sentito che la grande maggioranza della popolazione si è vaccinata, certo, e perciò ha messo in sicurezza anche quelli che non si sono vaccinati, merito nostro, che lo dico io, non lo dice lei, che ci siamo vaccinati. Però il farmaco viene preso con una certa superficialità, molti farmaci anche. Ecco, non si ha paura degli altri farmaci che invece hanno degli effetti collaterali, pensiamo solo anche all'aspirina, visto che si prende così facilmente, ma non fanno paura. L'attenzione mediatica, a mio avviso, che è stata fatta, come ripeto, non nella maniera corretta da persone anche esperte, ma soprattutto quello che è stato molto preoccupante ed è ancora, perché qualcuno ci riprova, è sentire medici, addirittura qualche scienziato che diceva non vaccinatevi, chissà cosa ci sarà su quel vaccino, voi non avete idea. Perciò io penso, già culturalmente siamo un po' indietro su questo, perché è la verità, è inutile che ce la giochiamo. Però sentire, ma l'ha detto il dottore, ma se l'ha detto quel dottore, l'ha detto il mio medico di famiglia di non vaccinarmi, perché così è andata. Allora questa paura, su pochi per fortuna, è aumentata e ha fatto vacillare anche quelli che magari dicevano ma allora ho ragione io o ha ragione? Ecco, cosa possiamo dire di questi medici che non si vogliono vaccinare? E adesso negli ospedali saranno obbligati a vaccinarsi tutti i medici oppure ci saranno ancora questi medici che rifiuteranno il vaccino? Perché sai, se io entro in ospedale farmi curare, mi scusi professor Deitos, da un medico che non vuole vaccinarsi, io ci penserei 1000 volte, ma io di copo non so a caso, ognuno sa
sapete che è libero. Prego, professore. Ma guardi, come sapete ci sono state molte polemiche nel corso anche della pandemia sull'obbligo che ha insistito sui medici di vaccinarsi. Ora il tema è, e questo ci dovreste aiutare anche voi nei media, un pochino intanto definire che cos'è uno scienziato, perché qui noi abbiamo soggetti che si, diciamo, qualificano come tali, ma oggi, ringraziando il cielo, per capire se un uomo è uno scienziato o meno, se un professionista è uno scienziato o meno, esistono dei parametri che sono noi li chiamiamo, una parola impossibile da capire, forse per il pubblico a casa, che sono i valori bibliometrici, ma non sono altro che i numeri che ci dicono qual è l'impatto di un professionista della scienza sul mondo scientifico. Quel numero ci dice se la gente se sei iscritto, soprattutto se sei stato ascoltato e citato dagli altri. Ora qui invece io vedo anche comparire nelle trasmissioni soggetti che non hanno non possiedono nessuna evidenza di essere scienziati o poter essere ritenuti come tali. Ecco, purtroppo avere una laurea in medicina e chirurgia non certifica essere una persona intelligente, una persona competente, una persona che in qualche modo realmente si pone il tema di quanto danno sta facendo alla popolazione quando in qualche modo esprime concetti che non sono supportati dalla scienza. Quindi credo ci sia stato un episodio recente in Rai, se io non ricordo male qualche giorno fa, in cui appunto per disquisire di Covid e di vaccinazioni sono chiamati questi soggetti i quali esprimono pareri che non hanno mai trovato nessuna prova scientifica in nessuna ricerca che sia stata fatta. Lo sottolineiamo questo, professor De Tos. Questa gente dovrebbe star zitta, anzi, questa è una brutta espressione, nessuno deve star zitto, ma insomma dovrebbe trovare almeno il coraggio di confrontarsi in un dibattito in cui poi ci siano anche voci competenti che possono confutare o controbattere affermazioni che, ripeto, sono prive di fondamento e producono danno, producono paura, generano incertezza negli ascoltatori, in chi poi segue queste trasmissioni. Allora abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, poi passiamo con Paola Conte, oltretutto anche infermiera Paola Conte, perciò andiamo bene questa mattina per dare dei messaggi positivi, spero, ma soprattutto capire che dobbiamo fidarci della scienza, della ricerca e soprattutto di questi professori emeriti che ho in trasmissione che lo stanno dicendo in tutte le lingue, l'importanza della vaccinazione e che i vaccini sono sicuri. Ciao Rinaldo, prego. Ciao Mirella e benvenuti agli ospiti. Quanto riguarda il professore qua, il medico, allora io purtroppo vedevo troppo sparo a sta gente che non crede nel vaccino. Anche in televisione fanno i fascupino e ora diciamo perché non se va neanche da darne barba, perché dico tanti anni, una volta se moriva 50 anni, 60, una persona 50 anni, 55 era una strassa. Adesso a 80 anni, se ancora poteri, le da portare avanti con la vita dei 30 anni in confronto agli anni 50. I vaccini, quattro io mi dite, tanti poteri della storti di voi, si vergognava a portare via Stasso e mamme, e risparmia, cosa qui i vaccini, cosa vanno? Ma se mi ormai vado da un medico e non mi ordina cosa per darmi, io trovo e basta. Dunque, quando avete fiducia sul medico, o no? Non era per toccarmi, era per salvarmi, per aiutarmi, per darmi una vita migliore, che ti posso vivere meglio. Cosa me ne cerca? È una cretinata, non è un problema. Chi che non lo vuole, non lo faccia, però quando dicevamo i nostri anni ti vieni, ti va via. Non ti ricovero neanche, in parole povere, Mirella, ma le cose me ne cerca, ma è una cretinata. Mi vada a dare spazio a questa gente che è qua. Guarda, il problema che tira avanti è il Signore che beve. Quello che fa sta donna che ha perso un figlio, questo è un problema, da riempire la vita in come se va a fare per salvarne altre. Questi sono i problemi, i nostri politici, cosa sei? Ogni domenica cambia casacca, un politico una volta nasceva democristiano e moriva democristiano, fascista, comunista. Adesso ogni 3 mesi cambia casacca, non mi interessa più la politica, la carriera, i soldi e il benessere. C'era la strada agli ori una volta, adesso quello che là, chi si vergogna, chi va a lavorare. Dico, incominciava a 9 anni a lavorare, ve ne ho 80, ho lavorato più 75, non per arricchirmi, per mangiare. Ora chi va a lavorare, mi sa neanche cosa che voglio dire a lavorare.
Una volta tornate a man. Grazie Rinaldo, dai che dobbiamo, se no non riesco ad andare avanti. Comunque le tue riflessioni le fai tutte le mattine, sapete l'importanza anche di ascoltare queste persone a casa che hanno diritto anche di parlare, poi ognuno fa le proprie valutazioni, ma devono essere ascoltati perché sono lo Stato, cioè lo Stato siamo noi, il governo è una cosa, ma lo Stato siamo noi fino a prova contraria. Allora Paola Conte, intanto grazie, ecco, allora iniziamo e poi chiudiamo questa parentesi. Ecco, tu come infermiera cosa vuoi dire? Paola, poi andiamo sul tuo tema. Beh, ovviamente sottoscrivo quello che ha detto il dottore. Io ho sempre lavorato anche nella prevenzione e, come assistente sanitaria, e quindi il discorso della vaccinazione ci sta. Sono state debellate tante malattie proprio per questo. E quindi la vaccinazione deve essere fatta e quindi anche essere supportata da un'informazione esatta. Ecco questo. Senti Paola, io volevo sapere cosa ne pensi proprio tu in questi giorni, ogni giorno morti, oltre ai femminicidi abbiamo queste morti sulla strada incredibili, ecco questa alta velocità che proprio non si vuole fermare, a mio avviso è inutile che diamo sempre colpa alle strade, per carità sarà anche colpa della strada e delle infrastrutture, ma l'alta velocità è il tema dominante, non c'è niente da fare, esci la mattina e devi farti il segno della croce, devi non trovare l'imbecille, nel vero senso della parola, che non rispetta nessuna regola e si fa le proprie regole mettendo a repentaglio la vita di tutti noi. Prego Paola. Sì, appunto non si è capita appunto il problema della velocità. Stiamo parlando di zone 30, di città 30 e tutti sono assolutamente, non tutti, ma insomma sono tanti, sono contrari, perché proprio non capiscono il fatto che investire una persona a una certa velocità può fare la differenza, una grande differenza. E quindi bisogna battere appunto sulla velocità, sulla deterrenza di questo, come tutte le altre cose che abbiamo sempre detto e ridetto, ma la velocità è fondamentale, perché poi ovviamente la velocità si somma a altre cose, come appunto l'uso del cellulare o lo stato psicofisico alterato, e quindi diventa come vediamo una cosa micidiale, insomma, che continua. Allora Paola, cosa ne pensi anche di questa iniziativa? Io ho avuto il presidente nazionale delle discoteche, il quale ha detto che riceveranno dei contributi alle discoteche, ecco, e anche lui per far pagare questo taxi gratuito ai ragazzi che bevono. Io ho ricevuto delle telefonate, delle mail di anziani indignati, ma veramente indignati, dico ma come? Io ho bisogno di una visita, non riesco a pagarla, vengo anche al banco solidale e noi paghiamo il taxi a questi ragazzi che si ubriacano, dovrebbe essere inserito nel biglietto di entrata visto che si fanno i drink a 10 euro. Ecco, tu cosa ne pensi? Ma si può arrivare a certi paradossi? Perché io veramente non ho parole. Anche se ne salviamo uno, allora bevi, Crepetta ha detto, allora perfetto, bevete pure tranquillamente, tanto poi vi porto a casa. È anche un'istigazione all'alcol, al bere. Cosa ne pensi Paola? Sì, no, infatti non si prende il problema da come è, cioè ci sono tutti questi escamotage, queste cose che possono servire, per l'amor di Dio, però il taxi te lo paghi tu. E come appunto quelle cose appunto a metà, quando qualcuno appunto organizza il pullman, anche nelle feste di matrimoni eccetera, però poi tu porti la persona al parcheggio e poi dal parcheggio la persona va a casa e succede di tutto e di più. E ti dico, sicuramente il discorso, usiamo anche questo taxi, mettiamo a disposizione questo, però ovviamente deve pagare chi lo usa, non c'è niente da fare qua, insomma è una cosa veramente assurda e appunto affrontiamo sempre la questione
da vari punti di vista che insomma non sono quelli reali. Continuiamo appunto con queste pubblicità appunto più o meno dirette appunto sul discorso del bere, perché vediamo anche nei film e in altre cose tutte queste persone con questo bicchiere in mano che indirettamente incitano a bere, quindi anche questo aspetto deve essere affrontato, però non è, cioè c'è sempre il profitto davanti. Eh sì, infatti l'hai detto bene, c'è il business, nessuno vuole toccare il business, si cerca di mettere qualche piccola pezzetta, ma la pezzetta te la paghi tu, però non te la pago io, visto le condizioni nel quale è preso anche questo paese, che avrebbe bisogno di altri servizi alle persone, specialmente diversamente giovani, ai bambini, ai giovani, dare altre iniziative. Professor Lettos, però l'importanza forse è che anche nelle scuole dovrebbero fare un passo in più, ecco, il danno che può provocare questo alcol, si inizia a 10 anni con il spritz, con lo spinello, e nel silenzio assordante, mi sembra, professore. Sì, guardi, io seguivo il dibattito con interesse, mi sembra assolutamente surreale che il problema non sia impedire o comunque correggere questa cultura dello sballo, dell'ubriacatura, come se non ci si potesse divertire se non ponendosi in una condizione di perdita dello stato di coscienza, capacità di considerare le distanze. Tra l'altro, scusate, la legislazione vigente anche sull'omicidio stradale, i ragazzi devono saperlo, considera, diciamo, lo stato di ebbrezza o l'aver consumato delle droghe, un aggravante, cioè, quindi non è che le leggi non ci siano per sanzionare. Certo, venire a sapere che la soluzione sarebbe quella di sì, ubriacatevi tranquillamente e poi vi portiamo a casa, questo mi lascia veramente molto molto interdetto. Mi sembra un'iniziativa assolutamente negativa, priva di qualunque senso e anche in qualche modo poco rispettosa poi dei bisogni di quei cittadini in condizioni di fragilità per i quali poi non offriamo servizi. Allora bisogna dire una cosa sull'alcol, perché anche su questo ci sono state polemiche alimentate da qualche collega, eccetera. Cioè l'alcol è un alimento, quindi l'alcol consumato in poche quantità è un alimento e quindi non produce danno. Il tema è l'abuso dell'alcol, quindi il tema è nelle scuole, nelle famiglie, l'educazione a un uso consapevole, serio di quello che può essere contribuire a un momento di piacevolezza, ma per nessuna ragione deve diventare uno strumento in cui mi rende incapace di tenere sotto controllo le mie azioni. Teniamo conto che oltre al tema dell'omicidio stradale, e che ovviamente è una tragedia immane, ma abbiamo poi questa strage nei weekend di giovani ragazzi i quali ammazzano se stessi avendo perso di fatto la capacità di controllo nella guida. Ecco, in una società civile noi non possiamo permettere questa cosa. Abbiamo Stefania da Vicenza. Ciao Stefania, ben arrivata. Grazie Mirella, ciao e buongiorno agli ospiti. Allora, volevo dire, intanto io sono contraria al taxi per chi ha bevuto fuori dalle discoteche, perché non deve lo Stato intervenire anche in quelle emergenze. Dovrebbero pensarci prima i genitori. Nel senso, un ragazzo non si sente di guidare, chiama la mamma e il papà, non è che chiama il taxi per farsi portare a casa. Secondo me dovrebbero dare più responsabilità alle famiglie, perché i ragazzi non si fanno scrupolo dopo di prendere il taxi, assolutamente non si vergognano, anzi. Va bene. Dopo volevo dire un'altra cosa sulla sanità. Ho sentito, non mi ricordo dove, uno ha chiamato, ha detto avevo bisogno di un intervento, ho chiamato per l'appuntamento e mi hanno detto sì, ne riparliamo fra 6 mesi. E dopo gli fa, ma io ho l'assicurazione, allora venga la settimana prossima. Allora io ormai sono anni che continuo a dire andiamo a finire come in America, che chi ha l'assicurazione viene curato e gli altri aspettano. Perché se succedono già ste cose, se è vero che succedono, bisogna pensarci un attimo, perché non tutti hanno le possibilità di farsi un'assicurazione.
e non vorrei che queste lunghe liste d'attesa che ci sono non sono dovute solo al Covid, come continuano a dire, è dal Covid, è dal Covid. Secondo me, se c'è anche questo problema delle assicurazioni, passa prima chi è assicurato e gli altri aspettano. Cioè, non vorrei che fosse veramente, cominciamo ad andare verso sta strada della sanità privata a pagamento. Cioè, io è tanto che continuo a dirlo, ma adesso cominciano a esserci sintomi, ma veramente. Volevo sapere cosa ne pensano anche i tuoi ospiti, visto che sono nel ramo e magari hanno sentito qualcosa. Va bene. Grazie, sai Stefania, grazie. Allora, prima di rispondere a Stefania andiamo proprio a Padova, andiamo a vedere questo concorso scuole di specializzazione medicina e poi lo commentiamo e rispondiamo alla nostra Stefania da Vicenza. Andiamo a vedere il servizio. Neurochirurgia in teoria, quello è il piano A, il piano B e il piano C anche al momento. Perché sono ancora nel limbo dell'indecisione e vediamo sulla base di come andrà, dai, a me piace la medicina, quindi vediamo insomma quale sarà il mio futuro. Ecco. C'è chi è sicuro della strada da intraprendere, chi un po' meno. Sono alcuni degli 837 candidati che in fiera hanno partecipato alla giornata nazionale per entrare nella graduatoria delle scuole di specializzazione. Il loro lavoro è quello di rispondere a dei quiz che gli permetta di superare l'esame, ma soprattutto di entrare in una graduatoria che gli permetterà di accedere a diverse sedi a seconda della graduatoria in tutto il territorio nazionale. 140 domande a risposta multipla in 210 minuti. Questa la prova a cui hanno partecipato i laureati in medicina. Sono 120 in meno rispetto allo scorso anno. Alcune discipline, alcune scuole di specializzazione hanno una riduzione dell'utilizzo delle borse, vedi anestesia e rianimazione, vedi medicina d'urgenza, vedi la chirurgia, sono legate molto di più a quello che il giovane di oggi, neolaureato, teme, di non essere all'altezza, di non sentirsi pronto per delle specializzazioni che hanno una richiesta di impegno notevole. Cosa che noi cerchiamo di convincerli che non è così, si devono sentire affiliati in qualche modo al loro ateneo, affiliati a delle discipline che sono soprattutto a Padova di altissimo livello, ma le problematiche che si sono create anche e soprattutto nel post-Covid sono molteplici e noi come ateneo stiamo cercando più che affrontarle, di comunicarle, di avere la comunicazione diretta con i rappresentanti degli specializzandi in modo da andare loro incontro. In molti però aspetteranno la graduatoria per capire che scelte fare. Sì, certamente aspetterò la graduatoria, intanto comincerò a lavorare penso nelle zone e con altri tipi di lavori tipo sostituzione di medici di base, guardie mediche e capirò insomma cosa mi piace di più fare. Mi piacerebbe fare endocrinologia, che ha un punteggio un po' alto, però dai, speriamo. Avete visto che belli, che bravi, che preparati sono e che voglia di arrivare che hanno? Avete sentito questa dottoressa che è determinata, l'importanza della comunicazione, ascoltarli? Professore, come commenta questo servizio? Guardi, commento molto volentieri anche perché tutti questi ragazzi poi potenzialmente poi afferiranno, mi auguro, alla mia scuola di medicina, quella che dirigo. Allora, un primo commento da fare e che in parte dà una parziale risposta alla telefonata della nostra ascoltatrice, è che oggi c'è una carenza di vocazioni. Allora, quindi noi stiamo oggi ragionando, siamo stati anche molto coinvolti sul tema dell'abolizione del numero chiuso a medicina. Ora, il tema è che oggi noi abbiamo un problema di reclutamento dei nuovi medici, abbiamo un problema di reclutamento degli infermieri, abbiamo poi un problema di reclutamento degli specialisti. Quindi, solo per avere un'idea, in questo momento, ma poi quei posti verranno riempiti, Verona non ha riempito i 250 posti di medicina, ne mancano 15-20. Questo non è mai successo nella storia del reclutamento. Allora bisogna chiedersi perché questo possa accadere. Questo accade perché oggi chiaramente il ruolo e l'immagine del medico, come quella dell'infermiere, che è un altro mestiere straordinario, una professione meravigliosa, che purtroppo oggi viene sottovalutata, sottopagata, sottoconsiderata. Ebbene,
l'immagine che c'è di questa professione oggi in qualche modo è resa più opaca. Ricordo tutti che nei primi 6 mesi di Covid medici e infermieri erano considerati degli eroi, nei 6 mesi successivi hanno cominciato a frantumarli le auto nei parcheggi, ecco, giusto perché i cittadini o aggredirli all'interno degli ospedali. Anche, ripeto, poi per effetto dell'azione mediatica di qualche cosiddetto scienziato. Quindi c'è un primo elemento. C'è un elemento di salari. Tenete conto che chiaramente la media dei salari in Italia è dal 100 al 200% inferiore rispetto a quelli dei paesi che ci circondano, particolarmente nel pubblico. I salari nella medicina privata sono molto più alti e questo provoca uno shift dal pubblico al privato. Ma l'effetto, la madre di tutti questi problemi è un sottofinanziamento della sanità. Noi oggi abbiamo negli ultimi 5 anni visto ridursi, naturalmente al netto dei proclami che abbiamo sentito fare alla politica durante il Covid, in cui sembrava si fosse capito quanto importante è la salute dei cittadini, ebbene oggi noi abbiamo un finanziamento in rapporto al nostro prodotto interno lordo che è del 6,2%, che significa essere ai margini della sostenibilità. Noi con questo finanziamento non siamo certi di poter garantire la salute ai cittadini. Quindi venendo alla domanda, se vogliamo rispondere, cioè insistono 3 problemi sul tema delle liste d'attesa. Ecco, il Covid non è stata non è una scusa. Durante la pandemia noi abbiamo sospeso tutto quello che non era una visita urgente. Sono i famosi, è un termine orribile che si utilizza, i galleggiamenti. Cioè sono quei pazienti che non hanno potuto ottenere una visita urgente e sui quali si sta cercando di recuperare. In realtà gli organi tecnici della sanità della Regione Veneto stanno lavorando specificamente su questo tipo di problema. Il tema delle assicurazioni non andrebbe demonizzato ma considerato una risorsa. Certo, non può accadere che un paziente venga deviato sulle prestazioni libero professionali in modo, diciamo, pretestuoso, cioè non ti consento l'accesso a una prestazione gratuita per poi deviarti in modo furbetto a quella che è poi l'attività libera professionale. Ma come anche ha scritto il dottor Flor, che è stato il nostro direttore generale della sanità del Veneto un paio di giorni fa sul Mattino, certo, di fronte a questa situazione non si può non pensare a riformare quello che è il finanziamento della sanità pubblica, consentendo anche naturalmente, in un contesto naturalmente trasparente e controllato, l'ingresso dei fondi assicurativi, i quali potrebbero aggiungere garanzia, denaro per naturalmente la medicina pubblica. Professor Brettos, però io aggiungo anche una cosa. Grande risalto alla medicina privata, a queste convenzioni che forse dovrebbero essere riviste, visto in quale condizione abbiamo il pubblico, anche perché io dico sempre, per carità, la visita la fai anche nel privato, ma la grande operazione, l'operazione la fai nel pubblico. Attenzione a questo. Ma non è che si faccia sentire anche, non ci sono più giovani, non c'è più questa vocazione, che cominciamo a sentire anche i numeri della denatalità. Cioè non è che i giovani non vogliono più, forse non ci sono. Forse cominciamo a sentire che i numeri cominciano a calare perché c'è questa denatalità che comincia a fare dei numeri in negativo però. Prego, professore. Sì, la denatalità in realtà per adesso la sentiamo a livello di scuola primaria ed è chiaro che è un problema. Noi abbiamo, adesso non ricordo ma leggo anche i giornali, una significativa riduzione delle classi e della numerosità. È chiaro che questo si tradurrà un domani in una difficoltà a reclutare. Ecco, tenete conto che forse c'è anche un elemento generazionale. I giovani sono meravigliosi, i miei studenti, devo dire, sono veramente spettacolari. Teniamo conto però che il percorso laurea in medicina e specializzazione è un percorso che mediamente dura 10-11 anni. Questo significa posticipare l'opportunità di guadagno di molto. È possibile anche che nella società di oggi magari si intravedano o si desiderano diciamo, il raggiungimento di obiettivi anche di salario eccetera in tempi più
più brevi. Questo potrebbe essere anche un elemento legato a come la società sta cambiando. Perché la società sta cambiando, c'è un ricambio generazionale che è spaventoso a mio avviso, è un momento proprio che tutti quanti dobbiamo riflettere, forse anche cercare, come ha detto lei, di rivedere questi numeri chiusi, cercare anche di migliorare questa situazione anche a livello universitario, perché le liste d'attesa sono liste d'attesa con dei numeri pazzeschi. Abbiamo gli ospedali di comunità, grandi strutture, ma se non abbiamo i medici all'interno io mi domando cosa serve appunto queste strutture che avrebbero dovuto snellire. Pubblicità. E siamo con il professor Angelo Deitos, professore ordinario, presidente scuola di medicina dell'Università di Padova. Abbiamo Paola Conte, referente gruppo per la sicurezza stradale Non correre, accorri. Vediamo anche la locandina. Paola, cosa ci fai vedere? Cosa hai messo nel paniere, il tuo paniere che è sempre enorme? Cosa farai? Attualmente stiamo un po' controllando quello che è anche il ritorno a scuola con queste strade, tra virgolette, scolastiche molto pericolose, quindi stiamo un po' monitorando per poter chiedere appunto la sistemazione, perché appunto il traffico è molto, non viene incentivato l'uso della bicicletta perché appunto le piste ciclabili non ci sono, e quindi stiamo un po' monitorando questo e ci stiamo occupando sempre degli incontri a scuola e poi anche in prossimità a novembre della giornata mondiale per fare degli eventi un po' così che suscitino interesse per la sensibilizzazione, ecco questo. Secondo te, Paola, i giovani che tu senti, che tu ascolti, che tu porti anche nelle piazze in queste giornate importanti, sono consapevoli del rischio? Perché sai, tu sai che come te abbiamo fatto tanti percorsi assieme proprio per cercare di capire e migliorare la qualità della vita di tutti noi con queste macchine che sono delle autentiche bombe a mano e non solo. Ma secondo te sono consapevoli del rischio, oppure questo rischio e questa comunicazione, come si parlava prima, questi esempi negativi, fa sì che a loro l'adrenalina che provano nell'alta velocità, nell'affrontare una curva, è più forte del rischio, che io sono convinta che sanno del rischio che corrono, ma sono talmente convinti di farcela, di essere loro che hanno la situazione in mano, che a me non capiterà. Cioè, capisci quello che voglio dire? Forse farli diventare più protagonisti anche con questi aggeggi infernali che sono i simulatori di velocità, che tu sai quanta fatica a spese nostre li abbiamo fatti, che forse fanno capire cosa vuol dire, ecco, cappottarsi con le cinture, non saper come uscire dalla macchina, cosa vuol dire cozzare contro un corpo contundente anche a 50 all'ora, il 30 all'ora che è fondamentale nei centri urbani, nei centri storici, e sentire ancora ma com'è possibile andare a 30 all'ora? Ma che cartelli dovrebbero togliere? Ma queste sono le persone anche diversamente giovani che non riescono a capire, specialmente a mio avviso dai 30 ai 50 questi cartelli 10, 30 sono orribili, non si può. Ecco, questa comunicazione, ecco, perché se tu senti da ragazzo a 18 anni con la patente ma quel cartello a 30 all'ora bisogna toglierlo, cioè ognuno si fa le regole quando esce di casa, qual è il problema, l'omicidio stradale cos'è, è un menù? Cioè, Paola, guarda che io sono preoccupata, i monopattini prima li mettono poi si accorgono che sono pericolosissimi, perché c'è sempre un business sotto, hai capito Paolo? Tu lo sai che io sono di questa idea, i controlli nelle discoteche non vanno fatti alle 2 di notte, vanno fatti anche all'inizio, quando entrano questi ragazzi. Cioè, capisci che io faccio fatica dopo tanti anni a capire ancora che non abbiamo fatto nessun passo in avanti, perché i morti sono quelli, gli incidenti sono quelli. Prego Paola. Ma infatti appunto fuori dalle discoteche mettiamo questi simulatori piuttosto che il taxi, cioè facciamo capire anche prima che entrino quello che può capitare. Cioè questa percezione dobbiamo stimolarla in qualche modo, perché come hai detto tu non si rendono conto, capita sempre agli altri, così non lo è.
anche se magari è capitato ai loro amici, all'inizio e poi fanno l'abitudine anche a questo. E dobbiamo agire su questo, ma quante volte abbiamo parlato di fare sensibilizzazione, ma su larga scala, e poi vediamo che questa sensibilizzazione non viene fatta da professionisti, non veniamo interpellati. Vediamo altre immagini intanto di Paola Conte, per cortesia dico alla regia intanto che Paola parla, così vediamo che le immagini, altre locandine. Prego Paola Conte, vai. Continuiamo a dire che ognuno deve fare la propria parte, invece purtroppo ognuno, allora se metti appunto il dito sul fatto che le strade siano insicure, allora no, perché c'è la persona che non va in modo corretto, e ognuno punta il dito all'altro, ma ognuno di noi deve fare la propria parte, appunto, e non si devono sentire appunto come dire indicati come la causa. Le cause sono molte, però dobbiamo agire, ma dobbiamo agire in fretta, come ho detto tante volte. Questa è un'emergenza che dura da anni. Che emergenza è che può durare anni? Se è un'emergenza si usa l'urgenza che c'è. Lo dico ancora una volta, con il Covid si è visto, fermi tutti, ma e perché per questa situazione no? Tutte le vite che perdiamo, le vite di ragazzi giovani, e altro che denatalità, c'è anche questo la distruzione delle famiglie, poi, perché voi non avete idea cosa vuol dire perdere un figlio. Guardate che è una cosa, io mi ricordo sempre, Paola, ti ricordi a quella riunione quando quel papà ha detto: sai Mirella, io preparo sempre il posto a tavola per mio figlio, e guarda, ti ricordi Paola, e guardo quella porta con la speranza sempre che entri. Sono dolori immani, e poi che valore ha la vita umana? Questi uccidono 2 o 3 persone, sono tranquillamente a casa, arresti domiciliari, li ritroviamo che avevano già sospeso la patente, già avevano un morto, eppure ne hanno fatto un altro. Capisci che sono messaggi devastanti per questi giovani? Questi sono i messaggi devastanti. Cosa dice il professor De Tos? Adesso lo tolgo un attimo dal suo ambito, ma anche lei penso sia uomo, padre, marito, certo, genitore, perciò il problema dei figli. È una tragedia immane, e qui purtroppo, diciamo, la legislazione coercitiva punitiva c'è già. Quello che manca è l'educazione alla vita, il rispetto dell'altro. Cioè, come voi dite, veramente io capisco il dramma immane che colpisce una famiglia. Io credo che non ci sia nulla di peggio nella vita di un padre che sopravvivere ai propri figli. Questo è una cosa totalmente innaturale. Purtroppo la maggior causa di mortalità nella popolazione giovanile sono gli incidenti. Cioè, questo è uno scempio che va fermato. Questo va fermato attraverso l'educazione, giustamente combattendo in qualche modo questa cultura della velocità fine a se stessa. Quindi tutti sappiamo che percorrere un centro abitato a 30 o 50 all'ora ci sposta di qualche secondo l'arrivo all'appuntamento, e questo è un elemento che deve essere accettato, perché la vita è un bene superiore, e noi dobbiamo far capire ai nostri ragazzi e alle loro famiglie però che la vita è un bene non negoziabile, che non può essere sacrificato sull'altare di 1 chilometro all'ora in più o in meno, sull'altare di ti regalo la macchina di grande cilindrata che utilizzerai in pista se ti hai voglia di correre, ma non certo sulle strade. Guardate, proprio ieri nel parcheggio di un esercizio in cui arrivano i bambini perché ci sono i giochi, si è infilata una macchina, credo, a 80 all'ora. Ora, naturalmente questo ha generato la rabbia di chi era presente, ma questo vi dà l'idea di quanto le persone... del comportamento inaccettabile delle persone. Abbiamo Giusy. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al dottore. Buongiorno a lei. E ai tuoi ospiti. Allora Mirella, a giugno sono caduta in ginocchio in salotto qui sopra il tappeto, ho fatto un ematoma al ginocchio e si è gonfiata tutta la gamba. Allora il medico, vado a fargliela vedere e mi dice: intanto faccia un ecocolor Doppler venoso per vedere magari se dipende dalle vene interne che si è gonfiata la gamba, e poi l'ematoma lo facciamo andare via. Allora prendo appuntamento dal medico
e fa la sigla entro 10 giorni. Insomma, passano 10 giorni, ma non potevo aspettare di più. Ho chiamato il CUP e mi ha detto: signora, sa che lei è in lista d'attesa, ma non posso aspettare. Ho detto: perché ho la gamba gonfia. Allora, aspetti, ha detto: ma che faccio un numero? Mi chiamano e mi danno appuntamento dopo altri 5 giorni. E sì che ho detto: devo andare in privato, ma perché non posso aspettare, e sono andata in privato. Io dovevo aspettare altri 5 giorni. E allora vado in privato e mi dice: ma che è tutto a posto, insomma, le vene sono a posto, quella. Ma io dico: ma perché se dobbiamo avere una visita d'urgenza dobbiamo aspettare di più perché la lista d'attesa? Non voglio dire niente, ma però c'è anche un metodo strano che se conosci qualcuno vai dentro prima, perché ho avuto dei riscontri degli amici. Allora io non voglio fare questa fine qua, io voglio essere precisa di andare col turno mio, però ci sono troppe persone che si mettono davanti e la lista d'attesa è sempre più lunga, professore, è sempre più lunga la lista d'attesa. Io capisco che se tu hai bisogno di urgenza, se hai un amico ti fa entrare prima, però ragazzi, anche per certe cose non si può, se sono urgenti va bene, ma altrimenti non è un metodo, insomma, questo voglio dire, professore, la ringrazio. Grazie Giusy. Allora, per chiudere la prima parte che avevamo parlato anche con Paola, io mi ricordo il sindaco di Casale, anzi la sindaca di Casale, che è venuta qui ed era stata molto attaccata per questi autovelox che aveva messo. E lei ha detto: prima avevamo messo, non erano fissi, ma era per capire dove c'era più pericolosità. Però ragazzi, ha detto: guardate che le sanzioni che abbiamo messo sono tantissime. E allora cosa mi dite? Allora vuol dire che correvi forte, vuol dire che andavi a una velocità superiore a quella che era consentita, perché questi sono i dati. Prima non è fisso, ho solo cercato di capire dove si corre di più. Ma però i numeri sono numeri. Per chiudere, per far capire che è facile parlare e dire, ma bisogna capire che le regole dovrebbero essere regole per tutti, ecco, non solo per qualcuno farsi le proprie e criticare ingiustamente, perché cosa devono fare questi poveri sindaci? Prego professore, come chiudiamo? Allora rispondiamo anche a Giusy. Sì, Giusy pone un problema, secondo me molto interessante. Nel resto che se io fossi stato il suo medico di base le avrei prescritto una lastra semplice al ginocchio, magari da farsi al pronto soccorso, perché questo è un altro elemento problematico del nostro sistema sanitario. Cioè richiedere l'esame che è stato richiesto, che infatti era normale, un ecodoppler a colori per vedere se c'è una trombosi venosa a una paziente che semplicemente, poveretta, è caduta e si è fatta male al ginocchio. Tanto è vero che poi è il risultato che no. È una prestazione inappropriata. Il tema, questo non toglie il tema ovviamente del diritto che Giusy ha espresso: io ho un bisogno, voglio che mi venga in qualche modo garantito rapidamente. Però questo tema che si diceva, no, di una inappropriatezza, cioè chiedo esami così perché mi sembra suona bene quell'esame lì, ecco, è un elemento che poi genera un aggravamento delle liste d'attesa. Dopodiché gli amici, non gli amici, passano prima e passano dopo, questo è innegabile che può capitare. È sempre stato. È sempre stato, è un po' connaturato alla caratteristiche dell'Europa del Sud, che tende in qualche modo a fare tante regole per poi volerle anche piegare a proprio piacimento, ed è chiaramente una cattiva abitudine. Paola Conte, come ci saluti? Ecco, che messaggio vuoi dare questa mattina? Prego Paola Conte. Che ancora una volta ribadisco che ci vuole educazione alla vita ed quell'educazione stradale che io ogni volta la nomino, anche sul nuovo codice della strada, una riga non c'è. Ancora una volta ci hanno sentiti e non ci hanno ascoltati. Ecco, avete sentito cosa ha detto ancora una volta Paola Conte, referente gruppo per la sicurezza stradale: non correre, accorri. Grazie Paola Conte per tutto quello che fai. Sai che ti sono vicina, grazie. Professor Deitos, come ci saluta? Vi saluto dicendo che è evidente, io comprendo i cittadini che hanno bisogni di salute importanti e comprendo la necessità
e la richiesta che loro fanno di avere processi trasparenti. Ecco, quello che posso garantire dal lato della formazione, perché uno dei miei lavori, oltre di fare il medico, è formare i nuovi medici, è che i ragazzi che in questo momento frequentano le scuole di medicina sono veramente straordinari e sono una speranza per il futuro. Il secondo elemento è che vorrei che i cittadini, nella consapevolezza dei disagi che le liste d'attesa generano, avessero fiducia nella sanità pubblica. Nella sanità pubblica io conosco veramente, posso affermare che la 99,99% dei sanitari, medici, professionisti della sanità come infermieri, strumentisti, tecnici, danno il loro massimo. I cittadini però ci devono aiutare anche a orientare poi e a far sentire alla politica la necessità di una scelta chiara, decisiva in confronti della medicina pubblica. Devo dire che la sanità veneta è in prevalenza una sanità pubblica, quindi se si vuole, nel nostro contesto territoriale questa scelta è già stata fatta, però il problema è che la sanità regionale viene finanziata con fondi nazionali. Se noi abbiamo quello che stiamo osservando adesso, un definanziamento da Roma, diciamo, delle sanità regionali, è chiaro che chi patisce di più sono quelli che hanno una sanità di livello più elevato. E noi in questo momento chiaramente patendo di più, perché partiamo da un livello molto alto e quindi ci accorgiamo prima degli altri. Detto questo, abbiate fiducia sulla competenza di medici, infermieri e operatori della sanità. Grazie professor Deitò. Sentiamo l'ultima telefonata per questa prima ora. Abbiamo Adriana da Jesolo. Ciao Adriana. Buongiorno Mirella e grazie per quella trasmissione. Volevo solo ringraziare il professore di università perché è giusto quello che ho detto ultima volta, adesso proprio. Io sono stata, ho fatto un intervento a università, ospedale di Padova, 2 o 3 giorni sono a casa e posso dire chirurgia, voglio dire di università, mi hanno fatto intervento molto grave, avevo tumore a pancreas. Allora posso solo ringraziare dottori come prima, ma di più voglio ringraziare quei ragazzi che sono da 22 anni e poi di 40 non di più e sono bravissimi, ma neanche come figli, te lo curano, te lo guardano, ma qualsiasi cosa devo avere, loro sono là. E ringrazio con tutto cuore tutta l'ospedalità perché sono veramente bravissimi. Cara Adriana, un abbraccio da tutte noi. Adriana, dai che ce la farai Adriana, bisogna combattere, resistere, sai che il male più combatti più lo vinci, meglio qualsiasi medicina. Penso faccia anche piacere al professor Deitò questa piacere, telefonata, perché da quello che ha detto la nostra Adriana ci crede veramente. Vuole salutarla professore? Cara Adriana, la saluto, le faccio tanti carissimi auguri, tenga duro e vedrà che presto lei tornerà a una vita assolutamente normale. Ma voglio ringraziarla per le parole che ha espresso e che nel caso non fossero state sentite in diretta le trasferirò ai colleghi che l'hanno in qualche modo presa in carico ed aiutata. Grazie di cuore. Grazie anche a lei professore per queste parole, avete sentito, ecco queste sono le persone che dobbiamo ascoltare, ecco ascoltare, non sentire, ascoltare è molto importante. Grazie, pubblicità. E vi presento altri 2 graditi ospiti, altro giro, altra corsa. Abbiamo in presenza Sergio Baldin, presidente Contarina, questa importantissima realtà del territorio. Abbiamo collegato anche il professor Marzio Favero, consigliere regionale in Veneto Lega. Buongiorno professor Favero, che piacere rivederla dopo tanto. Buongiorno a voi, buongiorno. Piacere anche per me rivedervi. Buongiorno professore. Piacere veramente, una persona pacata, di buon senso, che quando parla si fa capire molto bene. Allora io partirei proprio da Sergio Baldin, che mi sta molto a cuore, l'avevo già accennato, perché la Mirella ha sempre queste idee un po' particolari. Questa scuola di giardinaggio che vorrei che partisse a Villa Margherita inclusiva, perché questo progetto è nato anche per quello, cercare di dare più opportunità ai ragazzi, di fare più formazione. Ce ne sono tante, per carità, nessuno dice niente.
però lavorare a lato con altre realtà, con altre possibilità di formazione, io non la vedrei per niente male, anche perché ho avuto la Coldiretti, i quali hanno detto che solo loro cercano 100.000 persone in agricoltura. 100.000 Coldiretti. Cioè, Presidente, cosa sta succedendo? Lei ce la sta mettendo tutta, avete una realtà eccezionale, fate di tutto e di più, prego. Ma anche noi abbiamo problemi di numeri da questo punto di vista. Un po' tutti credo che patiscono in questo momento la difficoltà di coprire ruoli particolari, soprattutto. Noi le nostre carenze, diciamo, le nostre porte aperte per chi ha la buona volontà ci sono soprattutto per chi fa la raccolta, per cui gli autisti. Ecco, questa è una categoria per le quali noi abbiamo sempre necessità. Ormai c'è una generazione che sta andando anche in pensione, per cui c'è un ricambio necessario e non è facile trovare, perché è un impegno che comporta anche sacrifici. Soprattutto pensiamo agli orari che fanno, pensiamo, se li vedete adesso magari che ci sono gli scrosci di pioggia e passano e raccolgono, svuotano. Ecco, per esempio è un lavoro impegnativo, non è solo Contarino, non è solo Treviso, noi facciamo parte di Rete Ambiente Veneto che mette insieme le principali aziende del Veneto che hanno le nostre caratteristiche, cioè aziende interamente pubbliche di proprietà delle realtà comunali, e è un problema di tutti, non è solo un problema nostro, per cui da questo punto di vista noi siamo un po' come il problema si sta evidenziando un po' tutta Italia, che c'è necessità di avere personale, però personale che hanno bisogno anche di una certa formazione di base, ovviamente, non è che li improvvisi così, perché anche, ecco, un altro aspetto. La sicurezza anche. Esatto, noi siamo attenti e ci sta a cuore la sicurezza del nostro personale, per cui il personale deve essere formato non solo sulle attività lavorative, sulle operazioni che deve fare, ma anche su tutte le cautele che deve osservare per preservare la sua incolumità, la sua salute. Vuol dire prevenzione, no, esatto, Presidente? È quello che facciamo. Formazione con la prevenzione. Al nostro personale ci vogliamo bene, per cui abbiamo cura e cerchiamo di fare tutto quanto possibile perché non succeda nulla che vada a minare la salute, anche lavorare in armonia, lavorare con piacere, lavorare con soddisfazione. In serenità, per cui dare tutte queste caratteristiche importanti. Abbiamo, prima di dare la parola al professor Favero, Antonio da Padova, se no mi cade la linea, vai Antonio. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Buongiorno anche agli ospiti. Io sono contento quando si parla di cose della natura, giardinaggi. Io ho un giardino diciamo, nella mia casetta, perché non è che è una villa, è una trifamiliare praticamente. Però io ho fatto un ragionamento che tutte le piante che hanno i fiori e che vengono impollinate, se dopo io, non so, a settembre stagliusto le cime di 10-15 centimetri e le metto in un vaso di acqua, queste fanno le radici. E io mi costruisco un po' un piccolo boschetto nel mio prato, che non è tanto grande, però a me piace il verde. E difatti molte volte io giro per il mio giardino, anziché andare a girare per le vie, giro nel mio giardino, già col verde mi sembra di stare un po' meglio e mi rilasso tanto, perché mi rilassa, capito? E ho notato anche un'altra cosa in questa zona dove abito io, non vi dico dove perché sennò vengo subito rintracciato, però c'è tante siepi, tanto verde. Molte volte quando ci sono quei caldi afosi, quei gran caldi, e dopo c'è la minaccia di temporali, io vedo che nella mia zona dei danni non ne fa il tempo. Altri, posti dove magari non c'è vegetazione fanno danni e fanno trombe d'aria.
Qua nella mia zona, vi dico, perché abbiamo tanto verde, tanti alberi, tante piante, certe catastrofi non ne vengono. Dico, ho una mia sensazione, o può essere anche utile che con più verde c'è e meno catastrofi possono esserci. Buongiorno e grazie. Grazie Antonio, poi ti risponderemo. Adesso andiamo a vedere questo servizio che mi piace molto, voglio che lo riveda anche il professor Favero perché è un servizio che lo riguarda. È stato girato nel 22, Le vie della bellezza, Marzio Favero e Gino Grugolo. Andiamo a vedere e a sentire. Il festival Le vie della bellezza ci riporta ai paesaggi comprensibili, quelli che danno all'anima un'armonia. Forse questo festival veicola anche un messaggio carico di significati politici. Dobbiamo preoccuparci di rigenerare il paesaggio. Rigenerare i nostri territori come nuova frontiera economica per la Marca e il Veneto. E questa è la prospettiva su cui stanno lavorando le amministrazioni comunali in sintonia con la Regione, che già da tempo ha varato la legge che blocca nuove cementificazioni a fronte di recuperi edilizi. Che significa in molti casi attività ricettive in quell'albergo diffuso che ad esempio a Cavaso vede il recupero di questa villa del Settecento. Noi abbiamo avuto un passato industriale dove la nostra laboriosità ha trovato forma in tante forme artigianali e industriali, però questo passato è difficilmente ipotizzabile per il nostro futuro. Noi abbiamo grandi valori storici, naturalistici e lì dobbiamo puntare. Dobbiamo dare ai turisti le nostre storie, consegnare loro la nostra storia e spiegarla. È quello che loro cercano e tutto il nostro futuro è su questo progetto. Strutture ma anche eventi dedicati al turismo di prossimità. Così si inserisce la prima edizione del Festival della Bellezza, una lunga serie di eventi programmati per 3 fine settimana di giugno. Vie della bellezza che raccontano la natura ma anche l'arte e la storia di questi luoghi, dalla chiesetta longobarda di Castelcessa alle trincee della Grande Guerra. Valorizzare il territorio con tutta una serie di eventi sia culturali ma anche adatti anche ai bambini più piccoli. Questo tratto di strada che va da Costa Lunga e arriva alla chiesetta di San Martino è uno spaccato sui colli asolani che è un qualcosa di fenomenale dal punto di vista naturalistico e storico. E non a caso l'apertura il 3 giugno è dedicata ad Antonio Canova, che qui trovò nelle cave buona parte del materiale per le sue opere. Arte che proprio 20 anni fa ispirò alcuni amici per una sorta di galleria espositiva a cielo aperto. È stata una scommessa, quasi un'utopia, però dopo 20 anni sono soddisfatto di quello che siamo riusciti a creare, un vero e proprio museo all'aperto. Ci vogliono le idee chiare, avere idee da vedere, vuol dire guardare lontano, guardare avanti. Questo è il messaggio che io cerco di portare, questa è la via della bellezza. Allora, professor Favero, intanto bellissimo per questo bellissimo titolo anche Le vie della bellezza. Ma quante ne abbiamo nel nostro territorio, professore? Ma quante ne abbiamo? Si parlava proprio col presidente Baldin, vai in bicicletta piano e guardi e vedi il mondo, un mondo che si apre di bellezza. Prego, professor Favero. Abbiamo moltissime realtà che sono interessanti nella Marca trevigiana. Spesso sono il risultato dell'impegno delle nostre amministrazioni locali che recuperano sentieri o vanno a realizzare nuove piste ciclopedonali fra scorci di paesaggio che rimangono comprensibili nonostante l'alluvione edilizia che ha travolto e trasformato il Veneto negli anni 70, 80 e 90. Non che poi, a dire il vero, ci si sia fermati per ragionare troppo e su questo si dovrebbe aprire una interrogazione critica riguardo alle politiche di gestione del territorio che abbiamo conosciuto, perché se era comprensibile che un Veneto uscito dalla miseria, che stava affrontando la propria crescita economica, potesse essere meno attento ai valori del paesaggio, dopo gli anni '80 forse sarebbe servita una cultura diversa. Comunque sia, i nostri amministratori locali oggi hanno maturato una visione, una sensibilità profondamente diverse rispetto al passato, e tutelare quegli scorci del paesaggio che sono sopravvissuti è non solo doveroso sul piano etico, ma anche un'opportunità per creare le condizioni utili per consentire ai cittadini di rigenerarsi anche nello spirito, perché al termine di una settimana di lavoro poter immergersi nel verde, riscoprire boschi piuttosto che biotipi, andare a ritrovare i segni della pietà popolare nei capitelli che costellano il nostro territorio, nelle chiesette
che lo caratterizzano, piuttosto che andare a visitare i luoghi segnati dalla memoria bellica. Ahimè, ricordiamo che la Marca Trevigiana è stata fra i fronti principali del primo conflitto mondiale, piuttosto che andare a ritrovare le tracce archeologiche dell'età medievale o ancora più antica, quella romana. Sono tutte opportunità per vivere in maniera più consapevole il territorio e anche per fare comunità, perché non c'è comunità senza un'identità e senza una memoria condivisa. Oggi la grande sfida è quella della rigenerazione urbana, un'etichetta piuttosto vaga che contiene anche intenzioni fra di loro diverse, ma che ha come obiettivo comune quello di restituire qualità al patrimonio edilizio costruito laddove è possibile, oppure di procedere a demolizioni e a nuove costruzioni senza consumare ulteriore superficie agricola utile. È una sfida importante, lo è sul piano culturale, ma lo è anche e soprattutto sul piano ambientale, perché oggi puntare alla compatibilità ambientale dello sviluppo è necessario non solo per le normative che ci vengono dall'Europa, piuttosto che degli accordi internazionali che vedono coinvolto il mondo intero, ma perché noi viviamo nella pianura padana, che è una delle aree più inquinate al mondo. E non è vero che non si può fare qualcosa. Le politiche adottate negli ultimi 20 anni hanno portato a una riduzione del 20% delle emissioni del CO2, soprattutto grazie all'introduzione del gas nelle attività industriali e artigianali, piuttosto che grazie al ricorso dell'energia solare. E quindi quando noi parliamo di ambiente dovremmo ricordarci che come esseri umani ne facciamo parte, ne siamo un fattore di trasformazione, e però oggi abbiamo tutti gli strumenti, anche culturali e scientifici, per cercare di fare i minor danni possibili. Abbiamo Giorgio da San Stiro di Livenza. Ciao Giorgio, ben arrivato. Buongiorno a lei. Buongiorno Giorgio, Mirella. Buongiorno. Allora Mirella, volevo scusarmi con lei. L'ultima volta che ci siamo sentite io non volevo dare delle pecore, non so se si ricorda. Sì, mi ricordo che ho detto non sono una pecora, mi ricordo. Sì, no, ma io volevo solo dire che loro vogliono farci passare per delle pecore, vorrebbero, questo è il loro fine, ma non che lo siamo. Ma loro chi? Ecco, Spiega bene Giorgio il tuo punto di vista, spiega perché hai fatto questa... Sì, allora andando un po' al punto, io ammiro molto l'assessore Favero, insomma, mi piace ascoltarlo, però volevo fare solo una piccola nota. Noi ci lamentiamo che le cose in questo paese non cambiano mai e lo sappiamo bene, visto che attendiamo da 2161 giorni diciamo l'autonomia costituzionale, un paese riformato e riformabile, e la burocrazia e la giustizia che con Nordio, che è uno dei migliori ministri, non si riesce ancora a riformare. Proprio l'altro giorno, ascoltando diciamo una clip di un famoso giornalista, Andrea Cionci, che ha scritto un famoso libro, Codice Ratzinger, lui ha voluto dire che quando ci sono delle tensioni sociali ci deve essere una valvola di sfogo attraverso il quale una strategia di dominio da parte dei sistemi pubblici, dei sistemi di potere politico verso le masse. Allora cosa fanno? Gatekeeper è una parola inglese che dice quando ci sono delle tensioni sociali ci deve essere un catalizzatore che deve intercettare come ricettacolo tutto questo malcontento, no? E poi devo farlo sgonfiare in qualche modo, no? In modo che il sistema che è al potere non risenta di questa minaccia, perché hanno paura delle ribellioni del popolo che vada in piazza. Allora questo è successo con i 5 Stelle, quando Grillo ha catalizzato tutto il malcontento che c'era in quel momento l'Italia. Hanno preso una barca di voti, sono andati al potere e poi si sono accodati così come fanno sempre tutti. Io ho paura che l'autonomia della Lega, che è la battaglia della bandiera, soprattutto con Salvini che al potere si è corrotto e ha venduto l'anima per la poltrona, no? Loro ogni volta che ci sono campagne elettorali, ci sono puntita, temo che non faccia questa fine. Allora vogliono tenere alto il consenso, vogliono mantenere l'elettorato, però quando arrivano a Roma non arrivano mai al dunque e se ci arrivano con grande fatica per portare a casa non la montagna ma un topolino, in modo che il sistema permanga e non ci rimetta molto. Perché poi, diciamocelo chiaramente, i parlamentari sono ricoperti d'oro, hanno benefit che senza questo sistema non godrebbero mai. Quindi, come Mattarella è stato eletto 2 volte presidente,
dall'alto della sua struttura istituzionale non può andare contro questo sistema che è fallace e corrotto, e lo sa benissimo anche lui, come tutti quelli che si siedono a Roma. Qui vengono a fare delle promesse, poi quando arrivano lì si scontrano con gli interessi di poltrona. Questa è l'amara verità. Quindi io spero che si arrivi comunque ad un dunque, magari una roba raffazzonata, un topolino, ma intanto è un punto di partenza. Prendiamo il topolino e poi ci sarà il topolone, andando avanti sempre così. Questa è la mia speranza. Però, vedi, ci sono delle strategie, si imparano molte cose. Andrea Cionci è molto bravo, Codice è la stessa cosa che succede con l'antipapa Francesco, perché quello attuale non è un vero papa, ma quando si scava e si vengono a sapere molte cose, si capisce che il sistema globalista, per portare a compimento il suo piano globale, ha voluto mettere un antipapa a misura, uso e consumo dei loro interessi, e ha fatto detronizzare in sede impedita il nostro vecchio caro Ratzinger. Quello era un vero papa. Comunque chiudiamo qui e andiamo avanti. Grazie Giorgio, grazie. Abbiamo sentito le riflessioni di Giorgio, poi commenteremo, chi vuole commenterà, a casa ognuno si farà le proprie riflessioni. Io amo questo Papa Francesco, lo dico, lo dirò sempre, è un Papa veramente che fa molto riflettere, e forse se qualcuno riuscisse a capire quanta fatica sta facendo per capire l'importanza della parola pace e della parola guerra, forse riusciremo a capire qualcosa di più di questa meravigliosa persona, a mio avviso. Però andiamo a vedere, anche visto che rimaniamo in tema di quello che ha detto il professor Favero, andiamo a vedere proprio questo servizio Mura di Treviso. Andiamo a vedere. È l'intervento più importante che sia stato fatto come recupero delle mura dal 1500 ad oggi. Lo dice con orgoglio l'assessore ai lavori pubblici Zampese, presentando nel dettaglio gli interventi di riqualificazione delle mura di Treviso, che cambieranno, recuperandolo, l'aspetto di una delle opere più belle e amate della città. Andremo a valorizzare il percorso golenale in modo da far fruire ai cittadini le mura anche da fuori, dall'esterno. Passerelle pedonali che consentiranno di percorrere l'intera cerchia muraria dall'esterno, oltre che da sopra, e che andranno a creare una nuova suggestiva passeggiata sulla storia della città ed alcuni degli scorci più suggestivi. Più avanti poi faremo anche il percorso, valorizzeremo i percorsi ipogeo, quindi dentro le mura e apogeo sui bastioni. Andremo a fare le calate all'acqua, ripristinarle, andremo a fare le tracce a terra delle mura proprio per far percepire che le mura prima del 1850 avevano solo 3 porte, fra Giocondo e poi Bartolomeo d'Alviano avevano ridotto la città in fortezza, e poi nell'800 sono stati aperti i varchi. L'intero progetto vuol far emergere il valore del geniale sistema idraulico di allagamento esterno ideato nel 500 da Fra Giocondo. È stato un grande inventore, è stato un grande scienziato, un grande umanista, un grande artista, ha fatto il ponte. Dove vogliamo arrivare? Partiamo dalla rigenerazione per arrivare alla candidatura al patrimonio dell'UNESCO delle nostre mura, che unite al sistema di difesa idraulico di Fra Giocondo rappresentano un unicum mondiale di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi. È un progetto articolato ed ambizioso quello presentato dall'amministrazione comunale per la riqualificazione delle mura di Treviso, con un master plan che prevede tutti gli interventi sull'anello complessivo della cinta muraria cittadina ed un progetto esecutivo da quasi 7 milioni di euro finanziati dal PNRR. I lavori partiranno in autunno e dureranno 527 giorni ed interesseranno in questa prima fase le mura est e nord, quelle più degradate. Pulizia, consolidamento, ma anche un percorso golenale, gli accessi all'acqua e tutta una serie di opere sulle mura che le renderanno più fruibili nell'ottica della conoscenza storica e della realizzazione di un vero e proprio museo all'aperto con percorsi tematici. Tutto ciò porterà anche una riqualificazione con importanti cambiamenti sulle aree a ridosso delle mura, ora parcheggi asfaltati come Piazzale Burchiellati ed il patinodromo. Ogni quadrante che confina e tocca le mura deve essere ovviamente concepito in modo adeguato e in modo armonioso con quello che è il valore storico delle mura. Ci sono davvero tanti temi attorno alle mura, dalla depavimentazione di questi grandi lastricati asfaltati che sono i parcheggi, mantenendo sempre l'anima a parcheggio, ma magari un parcheggio più verde come potrebbe essere quello di Piazzale Burchiellati. Allora, progetti bellissimi, importantissimi,
che però trovano l'approvazione dei cittadini. È questo che vogliamo, pulizia, verde, armonia, quello che ha detto il professor Favero. Prego, Baldin. Beh, su Treviso noi siamo molto impegnati. Treviso, a parte che è il capoluogo, è la città più popolosa che nei nostri 49 comuni serviamo. Treviso, io dico sempre, dobbiamo fare sempre qualcosa di più, perché Treviso è lo specchio di tutto il nostro bacino, per cui fanno bella figura indirettamente tutti, anche tutti gli altri comuni, se Treviso è bella e presentabile, e noi ci impegniamo tanto su questo, con, ovviamente in sintonia con l'amministrazione comunale, con il quale abbiamo da sempre un buon rapporto costruttivo, si lavora insieme e si riesce a ottenere tanti bei risultati. Per cui vedere una prospettiva di sistemazione anche delle mura che rende la città ancora più attrattiva, lo è già, lo sta diventando sempre di più. Io sento qualcuno che viene da fuori e dice Treviso è bella perché c'è l'acqua, c'è il verde e è pulita anche, dicono. Soprattutto, sì. È pulita. Vabbè, se dico è pulita sembra che ci odiamo, ma è vero, ci impegniamo molto su Treviso con vari sistemi. I nostri lavorano anche di notte a Treviso, per dire, i nostri dipendenti. Ma anche i cittadini sono bravi a mio avviso, basta vedere i giardini, come vengono tenuti, gli orti. È proprio, ce l'abbiamo nel DNA questo, non c'è niente. Siamo proprio bravi anche su questo, bisogna dirlo. Se ci si impegna e si vedono i risultati, si è coinvolti nel fare la propria parte. La raccolta differenziata è una dimostrazione a Treviso. Siamo arrivati, Treviso è la prima città in Italia, e l'Italia, il nord-est in particolare, è prima in Europa, per cui il nostro bacino è il primo in Europa come raccolta differenziata e come conseguentemente anche minor rifiuto residuo da smaltire. Quello lì è un valore alla fine, un valore anche economico. Perché è giusto dirlo anche ai cittadini che ci ascoltano, perché bisogna anche premiare questi cittadini. I cittadini magari si lamentano perché quando arrivano le bollette, però è un costo comunque, perché è un servizio che si fa sempre con più dispendio di energie e di risorse, per cui è un servizio che ha un costo. Però se lo raffrontiamo ai costi di altre realtà dove il servizio è anche inferiore, non è di minor qualità, il costo è maggiore, poi dobbiamo dire che indirettamente l'impegno dei cittadini è premiato anche nella bolletta. Allora sentiamo anche il professor Favero, rispondiamo anche a Giorgio da San Stino di Livenza. Prego, professor Favero. Allora, tre cose. La prima, mi riallaccio al tema di Treviso. È bello sentire che la progettualità sulle mura, che era iniziata, non dimentichiamolo, con Giancarlo Gentilini, prosegue, perché veramente si tratta di un capolavoro architettonico, sì, di natura difensiva, ma che ha anche un suo valore senz'altro estetico. Così come l'impianto idraulico concepito da Fra Giovanni Giocondo è straordinario. Non dimentichiamo che Fra Giovanni Giocondo è anche quello che ha reso fertile l'area nord della provincia di Treviso, al di sotto del Montello, con la realizzazione del canale Brentella, che è ancora in funzione dopo secoli. E l'assessore che è stato interrotto durante il servizio stava ricordando che è lo stesso progettista che ha realizzato a Parigi il ponte di Notre Dame. Ma lo vediamo dopo il prossimo servizio, benissimo. Quello, professor Favero, prego. Seconda considerazione sull'autonomia. C'è chi ha una visione troppo semplicistica della battaglia per l'autonomia. Noi dobbiamo pensare che il pensiero autonomista nel nostro paese ha più di 1,5 secoli di storia. Molti padri risorgimentali erano federalisti e sopportarono il ruolo assunto dalla corona sabauda solo per realizzare l'obiettivo dell'unione del paese. Ma il loro sogno era quello di dare all'Italia, che è ricca di diversità, un sistema federale, capace di rispettare queste diversità e farle diventare risorsa per l'intera comunità nazionale. Non dimentichiamo che molti grandi politici, anche della prima metà del Novecento, sono stati federalisti. La Lega ha cercato di tesaurizzare questa tradizione, e però quando si entra in Parlamento si è comunque una minoranza. Pensiamo al fatto che in questo momento vi sono esimi costituzionalisti, ma lo dico ironicamente, che si oppongono a quel progetto di autonomia che sta portando avanti il ministro Calderoli, che in realtà è la semplice attuazione di una riforma costituzionale che è stata votata nel 2001 dal centro-sinistra e che è stata approvata con referendum popolare.
Questi dicono che forse non si dovrebbe fare, ma è scritto nella Costituzione, il problema non è se si deve fare, ma come si fa, cioè cercando di essere i più responsabili possibili. Purtroppo la lotta per l'autonomia stenta a decollare in questo Paese perché ci siamo abituati a un approccio del potere che è paternalistico. Io mi limito a fare questa considerazione che mi porta a essere ottimista per il futuro, moderatamente ottimista, che si sono sperimentate tutte le formule centraliste di riforma dall'alto del Paese. Nessuna di queste ha funzionato. Prima o poi l'Italia dovrà accettare di affrontare anche la terapia dell'autonomia, del federalismo, che corrisponde alla terapia della responsabilizzazione della classe politica, perché più i politici sono vicini ai cittadini e più sono controllati dagli stessi e più rispondono personalmente. Più lontani sono dai cittadini e più blando è il controllo che può essere esercitato in chiave democratica su di loro, questo è evidente. Terza considerazione sulla figura del Papa. No, aspetti un attimo professore, perché sennò mi cade la linea, abbiamo Vladimiro da Rovigo. Prego Vladimiro. Prego. Grazie, proprio due parole mi inseriscono nel discorso che sta facendo l'ospite in collegamento. Sì, è vero che nel risorgimento in parecchie piccole parti, come si può chiamare, poteva essere uno spirito autonomista o federalista, ma l'Italia dell'epoca, nella sua stragrande parte della superficie, era formata da due stati, in particolare il Regno del Sud, dei Borbone, e lo Stato della Chiesa, alla quale si può aggiungere anche la Toscana, che era abbastanza influenzata dalla massoneria. Assolutamente, ma neanche per sbaglio, il Regno di Borbone e quello del Papa, della Chiesa, nutrivo sentimenti autonomisti o federalisti. Cioè, loro erano semplicemente contrari finché a potuto di entrare a far parte dell'Italia, ma quei due stati lì, che non a caso anche ancora oggi le due aree che si oppongono maggiormente al principio dell'autonomia, perché, se posso dire due parole in più, molte persone che in Italia, a Roma, Napoli, nel sud Italia, va a fare a criticare questo comma, questo articolo e via parlando, loro in realtà è contrari proprio intellettualmente al principio criterio dell'autonomia e del federalismo. È solo al nord che esera effettivamente dei principi federalisti, ma solo al nord, dall'Appennino tosco-emiliano a sud, l'autonomia, il federalismo non è mai albergato, perché, ripeto, in quelle zone lì o si opponeva nettamente all'Italia, ma avendo un loro Stato centralistico, il Borbone o il Papa, se non erano centralisti quelli, oppure la Toscana, che era abbastanza guidata dalla massoneria, e la massoneria non vuole l'autonomia. Ecco, adesso fare un piccolo inciso per dire che qua in Italia ancora oggi risentiamo di quel periodo del risorgimento che purtroppo nelle acquisizioni che ha fatto nel 1859 e nel 1960 si darà una stangata definitiva a ogni possibilità di un vero federalismo. Scusa dell'intervento, grazie. No, grazie a te Vladimiro. Allora prego professor Favero, io ho avuto anche ospite Franco Rocchetta, Liga Veneta, che ha detto che con questa Lega l'autonomia non arriverà mai. Ecco, come commenta, sentiamo il professor Favero, anche la telefonata di Vladimiro e quello che ha detto Rocchetta. E com'è la Lega in questo momento che sentiamo molte divisioni, ecco, guerre fratricide, i panni non si lavano più in casa. Cosa sta succedendo, professor Favero? Lei che ha sempre detto la verità e quello che pensava l'ha sempre dichiarato. Prego. Vado con ordine. Allora, non c'è dubbio che né i Borboni né il Papa volessero un impianto federalista per il Paese durante il Risorgimento, ma nemmeno i Savoia, se è per questo. Ma le persone invece dotate di un minimo di prospettiva politica, sì, e non sono solo il socialista non erano solo il socialista Ferrari o Carlo Cattaneo. Lo stesso Camillo Benso, conte di Cavour, una volta completata l'unificazione col Sud, offrì al suo dell'incarico, scusatemi, al suo ministro Minghetti di predisporre una riforma in senso federalista del Paese, perché aveva capito che difficilmente si sarebbe riuscito a mantenere assieme un Paese che presentava troppe diversità. Non dimentichiamo anche che il pensiero federalista ha avuto un peso importante pure nel Sud. Vorrei ricordare la figura di Gaetano Salvemini.
Ce ne dimentichiamo, grande antifascista e grande sostenitore del pensiero federalista. Anche Emilio Lussu era un federalista da buon sardo, quindi io non procederei con queste semplificazioni. C'è chi ha una visione della democrazia fondata sul basso, sulla partecipazione dei cittadini, e sono i federalisti, e chi ha invece una visione della politica e della democrazia fondata su una visione dello Stato che secondo me è superata dalla storia, fondata sul centralismo. Per quanto riguarda Rocchetta, io credo che abbia dei meriti innegabili, perché ha dato un contributo alla nascita della Liga Veneta e poi della Lega Nord. Ma a un certo momento è stato anche uno di quelli che ha alimentato le contrapposizioni all'interno del movimento. Ha avuto la peggio, perché poi così è andata. E c'era forse un eccesso anche di neonazionalismo nelle sue impostazioni. Il federalismo per sua natura non è mai nazionalista. Per un motivo molto semplice, perché il concetto di nazione è un concetto artificiale. Attenzione, il fatto che sia artificiale non significa che sia insincero. Anche un ponte è una costruzione artificiale, può essere un capolavoro architettonico, però è una costruzione artificiale di cui bisogna essere consapevoli. Non è un dato come nascere coi capelli biondi o coi capelli scuri. È una questione di scelte che si compiono nel corso del tempo in base alle esigenze della comunità o delle comunità che si è chiamati a gestire e a governare. Per quanto riguarda il dibattito interno alla Lega in questo momento, io credo che un partito abbia bisogno di avere più voci al proprio interno. Noi avvertiamo la necessità in questo momento di confrontarci. Non è una semplice lotta per le careghe, come si suol dire, perché anzi in questo momento chi si espone magari rischia anche di perderne certi ruoli. Si tratta piuttosto di cercare di mettere a fuoco, in un momento di grandissima confusione, quali possono essere gli obiettivi nuovi, nel senso di adattati ai tempi, della Liga Veneta, Lega Nord. Io la mia posizione l'ho espressa con grande franchezza nelle scorse settimane in 2 interviste che ho rilasciato, nelle quali ho sostenuto che pur apprezzando il lavoro svolto a livello interno da Salvini col suo allargamento della battaglia federalista a livello nazionale, non condivido l'idea di avvicinarci alle posizioni di Le Pen o tantomeno a quelle dell'AfD in Germania. Sono posizioni di partiti di estrema destra, nazionalisti, che nulla hanno a che spartire con la storia e l'evocazione del nostro movimento, che è al contrario un movimento per sua vocazione europeista, non anti-europeista. Chi è federalista, sosteneva Norberto Bobbio, il nostro grande saggio e studioso della politica, è colui, il federalista vero, è colui che ritiene che lo Stato moderno sia troppo grande per rendere conto delle diversità locali, troppo piccolo per governare i processi economici internazionali. Se si è federalisti a livello infrastatuale, lo si deve essere anche a livello interstatuale. Io sono convinto che in Europa federale, qualcosa in più dell'attuale ordinamento dell'Unione Europea, che non è né carne né pesce, avrebbe avuto la forza di impedire la guerra in Ucraina e sarebbe stato in grado di gestire anche il dramma che sta vivendo l'Africa, perché quando parliamo di migrazioni dobbiamo smetterla di parlare di emergenza. Le emergenze durano un giorno, una settimana, un mese, non possono durare 20 anni. Qui non siamo di fronte a una situazione emergenziale legata a questa o quella singola guerra o a questo o quel disastro ambientale. Siamo di fronte al collasso di un continente che può essere affrontato solo da una potenza che con quel continente voglia avere rapporti corretti, non neocolonialisti. Non dimentichiamo che in questo momento l'Africa è oggetto degli interessi e degli appetiti degli americani, dei cinesi, dei russi. La torta se la stanno dividendo. Professore, devo correre un pochino perché purtroppo se no non ce la facciamo. Mirella, solo questo, noi scontiamo una colpa storica, il colonialismo, che ha avuto anche aspetti feroci sui quali magari... La ringrazio di averlo detto, professor Favero, perché forse qualcuno non si ricorda più la vera storia. Ma la mia domanda è questa... costruire un rapporto più onesto con l'Africa. Bravo, professore, ha fatto bene a ricordarlo a quelli che non vogliono sentire queste cose. Professor Favero, ma come si spiega questa perdita di numeri, di consensi da parte della Lega, arrivare al 39%, quasi il 40%, e ritrovare a far fatica a fare le 2 cifre? E questo è dovuto, almeno dalle
telefonate che ricevo e dagli ospiti che ho in studio, perché appunto prima non è arrivato il federalismo e poi non è arrivata neppure l'autonomia, con un referendum che parlava chiaro, non si riesce a portarlo a casa. Prima si era col governo Berlusconi e non si è portato a casa il federalismo, adesso si è col governo, prima col governo Draghi, adesso con la Meloni, e non si riesce a portare a casa l'autonomia, perché è quello che vogliono quelli che vi votano e che vi avevano votato, e si stanno perdendo dei numeri importanti che vanno o da Fratelli d'Italia, come abbiamo visto anche al nord, che avrebbe mai immaginato, e adesso sembra che anche piaccia molto anche Tajani, Forza Italia. Lei cosa dice, professore, lei che è sempre stato schietto? Perché è successo questo? Allora, intanto mantengo i nervi saldi perché sono in Lega da 29 anni e ho visto oscillazioni che ci hanno portato dal 15% al 3%, poi al 30% e poi di nuovo al 10%. Quindi la vita di un partito è soggetta e esposta a queste variazioni degli umori. Ma io non do un'interpretazione molto politica di quanto sta accadendo, per una ragione di cui vi parlo con grande schiettezza. In questo momento la politica ha perso le ideologie, ma non le ha sostituite con nessun ideale. Siamo in mancanza di cultura politica. Non ci sono visioni che dicano quali sono gli obiettivi che si vogliono perseguire, quali sono gli strumenti più idonei per raggiungere tali obiettivi e come si dovrebbe coinvolgere i cittadini in questo processo. Parlo di coinvolgere i cittadini perché quando si vuole fare una politica seria bisogna anche chiedere sacrifici a tutti. Allora, viviamo piuttosto in un'epoca di politica fondata sulle logiche della comunicazione che generano delle bolle di consenso che sono temporanee. Se noi guardiamo gli ultimi 12 anni, possiamo fare l'elenco di queste bolle di consenso. Prima Monti, vi ricordate del montismo? Professore universitario, prestato alla politica, sembrava una divinità giunta a salvare la patria, la grande riserva della Repubblica. Dopo un anno e mezzo la gente si è stancata e il consenso è scivolato su Beppe Grillo. La rivoluzione, apriremo il Parlamento come una scatoletta, slogan molto semplificati per dire che la vecchia politica era morta, anche lì un anno e mezzo, 2 di consenso, poi anche quella bolla mediatica è scoppiata. Poi è toccata la volta di Renzi, il grande rottamatore. Vi ricordo che l'innamoramento è stato straordinario, c'erano persino leader del centrodestra che seguivano Renzi e lo sostenevano. Anche lì il gioco è durato 2 anni. Poi è toccata al nostro Salvini, che con Luca Morisi, la bestia, cioè quella macchina di creazione di consenso attraverso i social, è riuscito a portare la Lega a un livello che non aveva mai conosciuto prima in termini di consenso. Ma anche lì la bolla alla fine è esplosa. Poi è toccata a Draghi. In questo momento è la Meloni che catalizza il consenso. In tutta questa parabola, se noi guardiamo bene, è difficile rintracciare quali siano i segni veri di riconoscimento dell'identità politica di diversi partiti. Io lo dico da tempo, destra e sinistra sono 2 categorie che sono retaggio del Novecento, ma non funzionano più, sono 2 ferri vecchi che appartengono alla guerra fredda o ancora prima alle divisioni ideologiche che hanno segnato il nostro continente. Noi abbiamo una sfida davanti che è quella di ricostruire un pensiero per la politica. Non è una sfida facile, perché deve essere un pensiero umile. Permettetemi di citare Vattimo, visto che è un grande filosofo che si è spento 2 giorni fa, ed era il teorizzatore del pensiero debole, cioè del fatto che il pensiero dogmatico dovesse essere sostituito da un pensiero critico. Mi dispiace che a questa figura sia stata dedicata pochissima attenzione da parte dei media nazionali, mentre molta più attenzione è stata dedicata a cantanti e altra fauna che popola gli schermi televisivi nazionali. Noi abbiamo una sfida che è quella di riportare la politica alla dimensione della cultura. Quella della cultura è una porta stretta ma va attraversata. La cultura richiede sforzo di elaborazione di idee, confronto, dialogo, ma noi oggi più che mai abbiamo bisogno di politici che sappiano finalmente riproporre all'attenzione dei cittadini dei progetti che siano credibili. Ma allora, professore, mi scusi, vuol dire mettere persone competenti, però, professore, mi scusi, bisogna che le segreterie capiscano di mettere delle persone competenti e che se una persona è competente non sollevarla dall'incarico, come si sente adesso del direttore del Museo Egizio, che non si capisce bene, anche perché finirà nel 2025, ecco, perché non piace a qualcuno si vuole sollevarlo. Se uno fa bene il suo lavoro lasciamoglielo fare, ne abbiamo così pochi. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella, buongiorno ai suoi ospiti. Intanto mi rivolgo al professore, grazie professore
lei veramente spiega bene, però credo che lei tra la gente sia molto poco. Adesso le spiego una cosa. Ecco, professore, io conosco i leghisti della prima ora, quelli che hanno 35-36 anni come lei, come sono andati i primi pinoti ad attaccare i manifesti, proprio i primi di prima ora. Quando ho sentito che è venuto il Partito Nazionale, che sentivano parlare romanaccio siciliano e avevano tutto il bel distintivo qua in parte, e da lei doveva sentire che cosa dicevano. Poi un'altra cosa, professore, lei che è professore, perché non avete capito quando avete preso il 40-45% giustamente il referendum che è stato fatto? Quando lì, perché non vi avete puntato lì sui vari governi? Noi andiamo lì, e se no facevate il partito del Veneto come se il support time va dentro in tutti i gruppi, sia a sinistra sia a destra, dicono se è quella montagna lì da mettere a posto, noi i nostri 3 voti li diamo là. Cioè noi era già l'autonomia. Quando voi facevate questa mossa, che praticamente il Veneto, tutti i parlamentari veneti rimanevano veneti e andavano a destra e a sinistra e chiedevano quello che dovevano chiedere, però tante cose arrivavano più nel Veneto. E adesso lei ha nominato Calderoli, si ricorda che legge elettorale ha fatto Calderoli? Ecco, se si ricorda quella, speriamo che l'autonomia la faccia un po' diversa, perché guardi, tutte le grandi riforme non sono partite da nessun partito, voi dite sempre che fate le riforme, non si fanno niente, se non fate una legge elettorale, è ora di finirla e fare governi parlamentari, è ora di finirla, perché quelli lì sono copia e incolla di sinistra e di destra, sono tutti uguali. Dobbiamo fare una legge elettorale come l'abbiamo fatta per i sindaci, alla francese, chiamiamo le unioni devono essere fatte prima e si vince anche per un voto, solo governa per 5 anni, poi va agli esami, si è promosso bene, e se no si sente il vago delle posizioni, vede dove ha sbagliato e tutto questo è una vera democrazia. No, professore, che lei perché è molto bravo a parlare, ce la decanta, però volevo anche lei, che sa cosa fa quando si parlare romanaccio per televisione e lì parla con noi. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Allora, abbiamo sentito le riflessioni di Gianfranco Valeri. Prima di rispondere a Gianfranco Valeri dobbiamo correre perché il tempo è tiranno, devo dar spazio anche al Presidente Baldin che se lo merita tutto. Allora parleremo di illuminazione. Andiamo a vedere Contarina, illuminazione pubblica. Le persone e l'ambiente sono le risorse più preziose. Tuteliamo e valorizziamo questo patrimonio attraverso il nostro lavoro. Lo facciamo per i cittadini di oggi e per quelli di domani. Offriamo a tutti i comuni, in accordo e collaborazione con il Consiglio di Bacino Priula, una serie di servizi. Mettiamo a disposizione le nostre competenze e la nostra esperienza per lo sviluppo globale del territorio e della comunità. I servizi smart di Contarina contribuiscono a rendere le nostre città sostenibili e intelligenti, grazie all'uso della tecnologia che migliora la vita dei cittadini. Questi comprendono la cartografia e sistemi informativi territoriali, la videosorveglianza, il piano antenne e il monitoraggio dei campi elettromagnetici, l'illuminazione pubblica. Contarina, insieme alle amministrazioni comunali, crea sistemi di illuminazione intelligenti per città sostenibili e sicure. Grazie alla collaborazione con i nostri partner ci occupiamo di tutte le attività. Aggiorniamo il piano dell'illuminazione progettando soluzioni su misura. Elaboriamo strategie per rendere efficiente il sistema. Riqualifichiamo la rete. Gestiamo e manteniamo efficienti gli impianti di illuminazione pubblica. Così ottimizziamo le spese e reinvestiamo i risparmi nel territorio. Nelle città intelligenti, il sistema di illuminazione contribuisce alla sicurezza dei cittadini. Per questo nei parchi sostituiamo le lampade esistenti con nuove lampade, che permettono una visione più definita e uniforme dello spazio. Nelle strade è importante che la luce permetta di spostarsi in modo agevole e sicuro. Per questo nei punti di particolare traffico installiamo lampioni, che distribuiscono una luce maggiore e meglio direzionata, con minor consumo di energia e relativo risparmio. Nelle zone urbane è necessario fornire la giusta quantità di luce contenendo l'inquinamento. Per questo i nostri sistemi garantiscono una corretta illuminazione e, consumando minore energia, riducono le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera.
Lavoriamo per costruire città più sostenibili, più efficienti, più sicure. Contarina è una società a completa partecipazione pubblica che da oltre 30 anni si occupa della gestione integrata dei rifiuti, operando sulla loro prevenzione, raccolta e valorizzazione, con l'obiettivo di rendere concreta l'economia circolare. La società opera in provincia di Treviso, svolgendo il proprio servizio nei comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Priula e collaborando con oltre 500.000 di abitanti al fine di tutelare il territorio e migliorare la vita della comunità. L'azienda promuove un sistema di raccolta a porta con tariffa puntuale che assegna al cittadino un ruolo fondamentale nella separazione dei rifiuti. Per le famiglie la tariffa viene calcolata in base alla quantità di rifiuto non riciclabile prodotto, premiando così comportamenti virtuosi e responsabili. Questo sistema prevede la raccolta a domicilio attraverso contenitori colorati, ognuno dedicato a una diversa tipologia di rifiuto urbano, con un codice associato a ogni singola utenza. La raccolta dei rifiuti viene svolta con piccoli mezzi che, completato il loro carico, vanno a conferire il contenuto all'interno di mezzi più grandi collocati in aree centrali del territorio servito, limitando l'impatto ambientale del servizio e ottimizzandone la logistica. Tutti questi mezzi, al loro ingresso presso gli impianti di proprietà di Contarina, vengono pesati in modo automatico per garantire la corretta tracciabilità dei materiali. Un impegno comune che mira a ridurre ulteriormente la produzione di secco non riciclabile, anche grazie a partnership industriali e a una continua valorizzazione dei rifiuti attraverso lo sviluppo impiantistico, sempre più rivolto a un incremento della qualità e al recupero dei materiali. Come si crea un sistema circolare? Contarina, insieme a te, per l'ambiente. Presidente Baldin, complimenti perché noi paghiamo le bollette ma avremo anche piacere di capire bene cosa riuscite a fare. Avete visto quanto importanti sono i servizi, i video che vi ho fatto vedere. A lei Presidente, poi andiamo da Marzio Favero. Intanto ringrazio per l'opportunità di far vedere quello che per noi è normale perché lo facciamo quotidianamente, per cui c'è il servizio base, quello della raccolta rifiuti, abbiamo visto, però inizialmente abbiamo visto anche un servizio nuovo, una convenzione nuova che si sta trova sempre più aderenti i comuni, perché noi interveniamo come società di proprietà dei comuni, preciso sempre questo, perché i comuni la vedono come un loro braccio con il quale possono risolvere i problemi. Operativo. Interveniamo per anticipare i finanziamenti per sostituire le lampade, per rinnovare gli impianti, per metterli in sicurezza, perché costino come gestione metà circa di quello che costavano prima. Per cui noi facciamo un'opera molto importante e i comuni un po' alla volta stanno aderendo. Stiamo sempre man mano annoverando nuovi comuni che aderiscono a questa iniziativa e mi fa piacere che sia stata presentata anche in questa occasione, così altri comuni che magari sono in una situazione così di vedere, di valutazione, possono tener conto anche di questa opportunità che noi offriamo. Ecco, però una delle ultime cose che io vorrei, salutando Marzio Favero, che intanto è un amico che stimo moltissimo, è incantevole sentirlo parlare e spiegare, vorrei annunciare intanto due cose importanti per noi. Prossimo mese, il 13 ottobre, abbiamo l'inaugurazione del biodigestore. Che cos'è? L'impianto che, abbinato all'impianto di compostaggio, trasforma il rifiuto umido che conferiscono tutti i nostri cittadini in biometano. Noi stiamo già alimentando i nostri mezzi a metano con il metano prodotto dal rifiuto umido. Questa è una cosa importante. Abbiamo ottenuto, ancora non sono arrivati, i finanziamenti del PNRR in questo primo impianto, è uno dei primi finanziati con questo sistema in Italia, per cui venerdì 3 ci sarà l'inaugurazione.
Poi, visto che ci sono state presentate impianti che funzionano, come si fanno certe cose, ecco, io ricordo che come si fa ogni anno, l'abbiamo sospeso solo i 2 anni del Covid, il 14 e 15 ottobre ci sono l'iniziativa Porte Aperte, per cui guardate nel sito, con la prenotazione si va ancora meglio, si può prenotare, ma pure uno può entrare comunque liberamente. Sabato e domenica entrambi le sedi, quella di Lovadina e quella di Signoressa di Trevignano, sono visitabili i nostri impianti, sono visitabili le modalità nella sede centrale con cui facciamo le raccolte, tutti i sistemi con cui i nostri mezzi percorrono tutte le nostre strade. È importante perché da quest'altra parte i cittadini non sanno come funziona, immaginano magari, però è bello vedere, è bello capire come allora funziona. Facciamoli vedere, Presidente, per chi non può arrivare direttamente faremo vedere anche in altra maniera queste importanti opere di riqualificazione anche ambientale. Allora Marzio Favero, professor Favero, come salutiamo e cosa vuole rispondere a Gianfranco Valeri e salutare anche il nostro Presidente Baldin e grazie di essere stato con noi, prego. Allora intanto saluto cordialmente il Presidente Baldin, a cui mi lega un rapporto di amicizia personale e di stima. Io faccio solo una battuta. Grazie a Contarina la provincia di Treviso è sempre in testa alle graduatorie nazionali quando si parla di raccolta differenziata dei rifiuti. Hanno persino cercato di cambiare i criteri, ma il risultato non è cambiato e quindi credo che possiamo essere orgogliosi di Contarina e dei servizi che eroga. Per quanto riguarda l'ospite di prima, che fa un parallelo con quanto si è ottenuto in Trentino per l'autonomia, mi pare che dimentichi una cosa anche tragica, ovvero sia che l'autonomia nel Trentino Alto Adige è stata ottenuta dopo una stagione di terrorismo che è costata la vita a una ventina di persone, non sono solo saltati i tralicci dell'Enel. Io credo che la nostra via all'autonomia non possa che essere una via pacifica, è molto più lunga, faticosa, ma io credo che le buone idee alla fine si impongano. Io vi ricordo che quando Gandhi iniziò la sua battaglia per l'autonomia dell'India sembrava un sogno assolutamente irrealizzabile. La sua scelta di non ricorrere alla violenza venne contestata da molte parti in India perché sembrava un percorso destinato a non sfociare in nulla. Si muovevano contro un impero e invece alla fine l'impero ha dovuto cedere. Allora io sono convinto che alla fine si tratta di una battaglia di civiltà, quella per il federalismo. Non dimentichiamo che il paese che ha le più solide tradizioni federaliste in Europa è la Germania e grazie al federalismo che consente velocità differenziate nella gestione dei problemi, la Germania dell'Ovest è riuscita a integrare la Germania dell'Est molto più rapidamente di quanto noi non siamo riusciti a fare col Sud e anche su questo dovremmo aprire una riflessione critica. Un'ultima considerazione sulla figura del Papa, perché l'altro ospite aveva fatto un cenno a questo tema, che il vero Papa sarebbe stato Benedetto XVI, Papa Ratzinger, eccetera. Allora, è stato Papa Ratzinger a voler dare le dimissioni con gesto di straordinario coraggio, perché ha voluto desacralizzare la figura del pontefice sotto l'aspetto del suo ruolo, ricordando che è un essere umano e che quindi ha dei limiti e quando non è più in grado di sopportare il peso della guida della Chiesa è giusto che un altro gli subentri e ha accolto a braccia aperte Bergoglio. Per quanto riguarda Bergoglio, non è un ingenuo, è un gesuita, si è richiamato la figura di San Francesco, che non è una figura semplice, perché noi vediamo la figura di San Francesco attraverso le lenti della geografia, colui che parla ai lupi, agli uccellini. Guardate che quando San Francesco parlava ai lupi, si trattava di una similitudine, i lupi erano i feudatari dell'epoca. E quindi è ciò che fa Papa Francesco oggi. Dice verità scomode che per esempio fra la guerra per procura o tregue sbagliate vi è una terza possibilità che è la via della pace, che è una via scomodissima perché richiede che persone che fino a ieri si sono sparate oggi dialoghino tra di loro. Ma c'è un'alternativa? Non credo. Papa Francesco sta facendo il suo lavoro, quello del pontefice e del costruttore di ponti, come dice la parola stessa. Sto cercando di riportare quel messaggio cristiano rivoluzionario all'attenzione dell'opinione pubblica. Il messaggio rivoluzionario è che bisogna amare persino il proprio nemico.
Grazie professor Favero, perché ecco, io lo dico sempre, ecco, questo Papa se non ci fosse dovremmo inventarlo, e pensate con quale peso, con quante fatica, nonostante tutti gli acciacchi, poveretto che ha, che sta cercando di andare nel mondo a portare questa parola e cercare di far cessare queste guerre obbrobriose. Andiamo a vedere allora un altro servizio, che era quello che avevamo visto in parte ma che era stato mandato prima, in questo Zampese Mura, perché è molto importante. Andiamo a sentire. È l'intervento più importante che sia stato fatto come recupero delle mura dal 1500 ad oggi. Lo dice con orgoglio l'assessore ai lavori pubblici Zampese, presentando nel dettaglio gli interventi di riqualificazione delle mura di Treviso, che cambieranno, recuperandolo, l'aspetto di una delle opere più belle e amate della città. Andremo a valorizzare il percorso golenale in modo da far fruire ai cittadini le mura anche da fuori, dall'esterno. Passerelle pedonali che consentiranno di percorrere l'intera cerchia muraria dall'esterno, oltre che da sopra, e che andranno a creare una nuova suggestiva passeggiata sulla storia della città ed alcuni degli scorci più suggestivi. Più avanti poi faremo anche il percorso, valorizzeremo i percorsi ipogeo, quindi dentro le mura e apogeo sui bastioni. Andremo a fare le calate all'acqua, ripristinarle, andremo a fare le tracce a terra delle mura proprio per far percepire che le mura prima del 1850 avevano solo 3 porte, fra Giocondo e poi Bartolomeo d'Alviano avevano ridotto la città in fortezza, e poi nell'800 sono stati aperti i varchi. L'intero progetto vuol far emergere il valore del geniale sistema idraulico di allagamento esterno ideato nel 500 da Fra Giocondo. È stato un grande inventore, è stato un grande scienziato, un grande umanista, un grande artista. Ha fatto il ponte Notre Dame a Parigi, ha continuato la fabbrica di San Pietro quando Bramante è morto assieme a Raffaello. Raffaello lo chiamava maestro, e nel taglio delle acque era insuperabile in tutta Europa. Molto importante, professor Favero. Ecco, aveva piacere di vederlo anche a casa, di capire l'importanza di questo illuminista che era Fra Giocondo. Prego. È stato un architetto straordinario, una figura attentissima anche al tema che oggi stiamo riscoprendo, che è quello della gestione delle acque. Dicevo che grazie alla sua opera molto umile ma straordinaria, che fu la realizzazione del canale Brentella, tutta una parte della provincia di Treviso è diventata fertile, perché non dimentichiamo che il Montello funziona come argine naturale rispetto al Piave. E il lavoro che ha fatto a Treviso, come dicevo prima, è stato non solo apprezzabile in termini di fortificazione militare o di creazione di fossati da riempire d'acqua quando alla bisogna, ma ha anche dato alla città un suo ordinamento spaziale, perché la difesa dalle aggressioni successive, quelle legate a quella colata di cemento che il Veneto ha conosciuto dagli anni 60 in poi. Ha avuto delle trasformazioni interne alla città, in parte legate purtroppo ai bombardamenti subiti tanto nella prima quanto nella seconda guerra mondiale, però Treviso, grazie alla cinta di mura, ha conservato un suo volto ben riconoscibile, ed è una città bella da vivere, e credo che sia ottima l'intenzione di completare l'opera di recupero delle mura. Grazie al professor Marzio Favero, consigliere regionale Lega in Veneto. Grazie professore di essere stato con noi. Presidente Baldini rimane ancora con noi. Pubblicità. Cosa raccogliamo dal nostro territorio? Grazie al sistema Porta a Porta raccogliamo vetro, plastica e lattine che devono essere separati tra loro prima di iniziare una seconda vita. Ogni anno oltre 40.000 tonnellate di materiale vengono portate agli impianti, pronte per essere selezionate e valorizzate. Sono 74 i chilogrammi di vetro, plastica e lattine mediamente prodotti da un nostro cittadino in un anno. Il materiale subisce una prima vagliatura che permette la separazione tra rifiuti di piccole, medie e grandi dimensioni. Tolta la parte fine, costituita da frammenti di vetro, e tolta la parte plastica più voluminosa, che viene inviata direttamente alla cabina di selezione manuale finale, ora la lavorazione principale avviene nel nastro intermedio. Qui, attraverso diversi passaggi, vengono tolti gli elementi metallici, composti prevalentemente da imballaggi in acciaio e alluminio.
La plastica viene aspirata per essere trasferita poi ai separatori ottici che riconoscono e dividono gli imballaggi in plastica dalle bottiglie in PET. Il vetro che rimane sul nastro, dopo un ultimo controllo di qualità, è pronto per lo stoccaggio, mentre i flussi di plastica fin qui ottenuti procedono verso un'ultima separazione all'interno di una cabina di controllo manuale. Una volta pressati e imballati, i materiali così selezionati vengono stoccati in attesa di essere avviati agli impianti di recupero. Grazie al loro riciclo si possono ottenere nuovi oggetti di uso quotidiano, risparmiando risorse naturali ed energia. Ad esempio, con 38 kg di vetro differenziati da ciascun abitante in un anno, è possibile realizzare 190 vasetti per la marmellata. Con 22 kg di plastica è possibile realizzare 314 flaconi di detersivo. Con 1 chilogrammo di alluminio è possibile realizzare 10 borracce. Come si crea un sistema circolare? Contarina, insieme a te, per l'ambiente. Salutiamo anche altri ospiti, abbiamo collegato Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso Lega. Buongiorno vice sindaco, grazie di essere qui. Abbiamo anche Maria Dolores Secco da Montebelluna, scrittrice in difesa delle donne vittime di violenza. Buongiorno anche lei Maria Dolores, grazie anche lei di essere qui. Però è rimasto con noi anche il presidente di Contarina, Sergio Baldin, perché abbiamo visto delle cose veramente importanti. Abbiamo visto cosa si sta facendo a Treviso, siamo primi sulla raccolta differenziata, siamo primi anche in Europa. Allora vice sindaco Manera, cosa dice? Questo è un merito che veramente dobbiamo anche dare ai trevigiani, prego. Beh, è un merito soprattutto dei trevigiani, perché poi tu puoi mettere le regole che vuoi, puoi mettere, puoi fare tutto quello che vuoi, ma se i cittadini non ti seguono, diciamo che non puoi fare veramente nulla. Quindi io ringrazio i trevigiani anche sempre per il grande lavoro che fanno e anche per la dedizione che ci mettono poi nel segnalarci dove ci sono delle difficoltà o dei problemi, perché in questi anni qualche problema c'è stato e l'abbiamo risolto grazie alla buona volontà di tutti e specialmente dei cittadini. Certo, Contarina e poi il Consorzio Priula sono lo strumento operativo, ma chi fa il grande lavoro bisogna dirselo che sono i cittadini. Allora, una cosa importante che volevo capire stamattina anche con lei, tante deleghe, tanto impegno, ma sono deleghe importanti, ambiente, sport, chi ne ha più ne metta. Ecco, cosa vuol dire l'ambiente per un vice sindaco? Perché abbiamo un ambiente che ha bisogno di cure straordinarie, ordinarie in continuazione, perché fortunatamente abbiamo dei parchi meravigliosi, proprio dei posti stupendi, abbiamo visto le mura prima, ecco questo nuovo progetto importantissimo che anche Marzio Favero ha detto veramente importante. Prego Manera. Sì, allora io oltre alle deleghe che mi hai elencato ho anche le deleghe sui fondi europei e sul PNRR, quindi i lavori pubblici faranno un grandissimo lavoro e hanno fatto un grande lavoro di progettazione e realizzeranno quello che è il lavoro sulle mura. I miei uffici hanno trovato i soldi, mettiamola così, che non fa mai male, quindi non costerà neanche nulla ai trevigiani. E quindi un grande lavoro di collaborazione con l'assessore Zampese, che è stato bravissimo, veramente. Lo dico ogni giorno, scopro che sa qualcosa in più delle mura e dell'apparato idraulico che le regola. È un grandissimo lavoro, guardate, uno veramente a volte arrivi a fine giornata che non sai veramente con quante persone hai parlato, quante cose hai fatto. E per quello che riguarda l'ambiente, io voglio essere molto chiaro, molto c'è da fare, ma dobbiamo anche essere fieri di quello che è stato, di quello che abbiamo fatto in questi ultimi 5 anni, che lo stiamo facendo adesso, perché diciamocelo francamente, se fra 2 settimane noi andiamo, noi è una città spagnola, a giocarci la finale a Tallinn per la città più sostenibile d'Europa, quindi se va male siamo la seconda d'Europa, vuol dire che tanto lavoro è stato fatto. Noi non ci fermiamo mai, perché poi i parchi, certo li fai, ma poi devi anche mantenerli in un certo modo, perché i trevigiani sono molto precisi e richiedono molto su questo. Però c'è da dire anche che noi siamo tra i pochi che hanno affidato anche il verde pubblico a Contarina, quindi saluto lì il presidente, e lavoriamo in sinergia con loro per mantenere quello che è il verde. Non dimentichiamoci, quando ci siamo insediati noi il verde pubblico era considerato alla stregua dello sfalcio dell'erba e nient'altro. L'abbiamo fatto diventare una condizione ambientale. Questo è veramente grazie al lavoro degli uffici qui, magari un po' dell'assessore anche, però anche di Contarina che ha lavorato molto bene. Abbiamo Monica da Paese. Ciao Monica.
Ciao Mirella, dovevo chiederti anche una cosa dopo un attimo, volevo chiederti una cosa della carta famiglia, che noi siamo in 2, abbiamo 2 cani adottati, siamo in 2 e non superiamo i 15.000 euro e non abbiamo ricevuto nulla di niente. Ecco, questo volevo dire. Poi per quanto riguarda la Contarina fa un servizio perfetto, è molto precisa, tutto, cioè se non ci fosse la Contarina, guardi, non so cosa faremmo qua. Io vedo tanta gente che però abbandona sacchetti dappertutto e mi fa venire la rabbia, perché veramente poi parlano tanto che i cani sporcano, ma le persone sporcano molto di più, L'abbandono dei rifiuti è una cosa che io vedo spesso. Ecco. Questo volevo dire. Grazie Monica, poi ci sentiremo, grazie della telefonata che farà piacere anche al Presidente, perché di solito prima si parlava, Presidente, qualcuno brontola perché dice mamma mia aiuto che volete, però se vediamo quello che abbiamo visto e cosa state facendo, penso che le cose siano molto, molto chiare e quando c'è un bene comune la comunità si stringe attorno e supporta. Abbiamo sentito la telefonata di Monica che è una testimonianza, prego. Io ringrazio la signora Monica per la sua testimonianza che fa piacere, perché è facile parlare male di chi fa servizi pubblici, in questo caso ecco, avere un riconoscimento come anche quello di Alessandro Manera, che saluto e ringrazio anche lui per il buon lavoro che si fa insieme, sempre mettendoci d'accordo. Magari qualche volta i toni forse si alzano perché le pretese ci sono, perché si vuol far bene però, non per crearci difficoltà reciprocamente. Per cui lo ringrazio perché con Treviso si sta effettivamente lavorando bene. Noi abbiamo anche specializzato il nostro settore di chi segue il verde. Abbiamo persone sempre più preparate perché è importante, perché bisogna conoscere anche le piante, bisogna conoscere tanti aspetti, non basta solo andare lì con la motosega e tagliare, no, bisogna sapere cosa si fa, quando si fa, come si fa e se si può fare soprattutto. Per cui è importante avere una preparazione, avere una professionalità anche per fare questo servizio. Per cui il nostro servizio ecco, parte da questi presupposti. Con Treviso effettivamente anche noi ci siamo dovuti attrezzare dal punto di vista proprio delle qualità professionali di più e questo qui diventa una disponibilità anche per altri comuni che possono avere questa necessità, perché come si diceva abbiamo tanto verde per fortuna ancora, nonostante le tante colate di cemento negli anni scorsi, sì. Abbiamo ancora tanto verde da preservare, per cui è importante farlo bene. Come ci saluta Presidente? Perché adesso lei ci lascia, cosa vuole dire? Vuole che vediamo il servizio perché se lo merita questo Presidente e anche il Comune di Treviso che crede in Contarina e anche noi che supportiamo col nostro comportamento. Andiamo a vedere il compostaggio umido e vegetale, poi il Presidente Baldin ci saluta. Andiamo a vedere questo servizio. Cosa raccogliamo dal nostro territorio? Grazie al sistema Porta a Porta raccogliamo rifiuto umido che solo dopo essere stato miscelato con la frazione vegetale può iniziare il percorso di compostaggio e la sua seconda vita. Ogni anno oltre 78.000 tonnellate di materiale vengono portate agli impianti, pronte per essere selezionate e valorizzate. Sono 86 kg di rifiuto umido mediamente prodotti da un nostro cittadino in un anno. Una volta scaricato, il rifiuto umido viene pretrattato. Aperti i sacchetti compostabili e tolti gli eventuali residui metallici, subisce una prima vagliatura. In seguito, il materiale viene spremuto per rimuoverne la parte liquida, destinata a un impianto che ne ricava biogas ed energia elettrica. Parallelamente, il rifiuto vegetale viene triturato e deferrizzato per essere miscelato con la frazione umida insieme al sovvallo di ricircolo, ovvero i residui non ancora decomposti dalle precedenti lavorazioni. Ora inizia la trasformazione del rifiuto in compost. Grazie a umidità e temperatura controllate, il processo di decomposizione avviene in maniera ottimale. L'ossigenazione viene garantita dal rivoltamento periodico dei cumuli e dall'insufflazione di aria dal pavimento. Una volta terminato il processo di biossidazione, ha inizio la fase di maturazione della sostanza organica, che avviene all'interno di 14 bacini dotati di una speciale pavimentazione attraverso cui passa l'aria. La vagliatura finale permette di separare compost, scarto plastico e sovvallo di ricircolo.
Tutti i locali dell'impianto lavorano in depressione e sull'intera copertura è stato installato un impianto fotovoltaico. L'aria estratta dall'interno viene trattata da una serie di filtri che prima la depurano dagli elementi inquinanti e poi dalle polveri. La fase finale di questo trattamento prevede il passaggio in un biofiltro che utilizza la capacità di alcuni batteri di metabolizzare le sostanze odorigene trasformandole in acqua e anidride carbonica. Il compost così prodotto viene sottoposto ad analisi qualitative che ne certificano l'uso in agricoltura biologica. Con 140 kg di umido e vegetale differenziati da ciascun abitante in un anno, è possibile realizzare 51 kg di compost di qualità. Le aziende agricole lo ritirano per utilizzarlo come fertilizzante, ritorna quindi al territorio come nuova risorsa. Come si crea un sistema circolare? Contarina, insieme a te, per l'ambiente. Allora, Presidente Baldin, come ci saluta e complimenti, vediamo delle cose veramente incredibili. Avete visto che congegni, che macchinari, che attrezzature e quanta volontà di superarsi se stesso delle volte, anche con le nuove cose che abbiamo visto questa mattina, veramente incredibili. Grazie Presidente. Allora consideriamo questo video la prima puntata, perché la successiva è quella, come anticipavo prima, faremo uno sul nuovo impianto che produrrà metano, per cui la produzione di compost è una parte sola. La successiva, che sta già funzionando, però l'inaugurazione pubblica la faremo il mese prossimo, come ho detto il 13. Ecco, porte aperte? E porte aperte sarà l'occasione per vedere tutte queste cose qui, per cui se c'è curiosità, se c'è interesse per capire cosa avviene poi, una volta si diceva ma tanto dopo buttano tutto assieme, no, non è vero, viene trattato, per cui i risultati li vediamo, se abbiamo dei riconoscimenti, se ci vengono a vedere un po' da tutto il mondo, l'ultimo che è venuto è dall'isola di Pasqua, dall'altra parte del mondo, per dire, se ci vengono a vedere vuol dire che abbiamo qualcosa di interessante e noi siamo ben lieti di trasmettere buone pratiche, funzionamenti che possono essere da spunto per migliorare da tante altre parti. Il mondo è piccolo, miglioriamolo tutto insieme. Se noi possiamo dare qualcosa per gli altri che magari sono un passettino più indietro, meglio, ben venga. Per cui benvenuti chi vuol venire a vederci, soprattutto i cittadini, il 14 e 15 ottobre. Grazie, grazie a Sergio Baldin, Presidente Contarina, buon lavoro, grazie di essere stato con noi. Adesso saluto Maria Dolores Secco, scrittrice in difesa delle donne vittime di violenza. Buongiorno, ecco, non ho lasciata per ultima Secco, è che vorrei parlare proprio questa parola che unisce, rifiuto. Ma siamo diventati un rifiuto noi donne o per un rifiuto ci uccidono? Perché questa parola veramente ci unisce molto. Ogni giorno 1, 2 femminicidi. Cosa ci dice Dolores? Come vede la situazione dal suo importante osservatorio? Intanto volevo ringraziare per avermi chiamato, perché è un onore essere qui con voi. Io ritengo che la cosa, è molto grave la situazione, muore una donna ogni 72 ore e secondo me per appianare la cosa bisognerebbe dare un'educazione all'affettività, insegnare la parità di genere nelle scuole e in questo purtroppo il nostro ambito scolastico italiano è molto carente, perché diciamo che la Convenzione di Istanbul impone di insegnare la parità di genere nelle scuole, però purtroppo l'Italia su questo manca. E questo secondo me è il primo punto. Già questo è indice che purtroppo nel nostro paese c'è si prende un po' sotto gamba il problema. E questo alimenta comunque la sensazione che la donna sia un rifiuto o comunque un oggetto da poter controllare, da poter tenere sotto di sé. Però non si può per un rifiuto essere uccise, tagliate a pezzi, sfregiate. Noi dobbiamo anche smettere, a Dolores, l'ho detto anche questa mattina, di fare le crocerossine
oppure di dare sempre l'ultima chance, l'ultimo saluto da sole, senza protezione, pensando tanto non mi farà niente, a me non capiterà. Cioè dobbiamo anche capire che forse anche noi dobbiamo fare qualche passo in più. Molti ne abbiamo fatti, ma siamo sempre sole, siamo un po' emarginate anche in questo, siamo poco ascoltate, la legge non ci tutela, tante panchine, ma dopo il panchina cosa c'è? Io vorrei il dopo la panchina, trovare una soluzione, ma anche questo codice rosso non funziona, le denunce vengono fatte, ma siamo sempre allo stesso punto. Dobbiamo lasciare noi la casa e lasciare questo incredibile uomo nella casa e noi andare via con bambini, con ragazzi, pensate che traumi. Ecco, stiamo facendo pochi passi in avanti, qualcuno, ma non bastano. Io penso che anche le nostre parlamentari forse devono accelerare, mi sembra che in questi giorni si sente, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Cosa dice Dolores? Lei che sensazione ha? Ripeto, a mio parere l'insegnamento dell'affettività, della parità di genere non serve solo ai ragazzi per capire che appunto non bisogna tirare una sberla piuttosto che uccidere una donna a un rifiuto o perché cerca di essere una donna libera, perché poi il femminicidio di per sé è l'uccisione di una donna in quanto tale, quindi rivendica il suo essere donna e quindi essere umano che è libero di scegliere, di avere dei propri desideri, di essere libera, ma soprattutto insegnare serve anche alle ragazze per riconoscere quelli che sono dei campanelli d'allarme, proprio per non essere delle piccole crocerossine, come ha detto lei. Di fatto a livello parlamentare siamo anche lì, mi dispiace dirlo, non vorrei esprimere un parere politico, ma mi rendo conto che quello che io faccio parlare di violenza delle donne è anche in parte un movimento politico, per cui siamo molto carenti anche a livello parlamentare, le leggi non sono fatte bene, pensiamo solo che appunto il codice rosso non integra gli uomini vittima di violenza e quindi se noi vogliamo una parità e questo non toglie appunto dire la donna perché il femminicidio è appunto un fenomeno sistematico, quindi non possiamo parlare di maschicidi, ma non toglie che non ci siano violenze anche sugli uomini, per cui se noi vogliamo arrivare a un livello di parità e tutelare le persone dobbiamo fare delle leggi che tuteli veramente, che mette in atto dei comportamenti dove la vittima che subisce possa essere aiutata concretamente, come dici tu, un sostegno anche economico, perché specialmente le donne che sono vittime di violenze sono anche vittime di violenza economica e quindi poi si ritrovano, come hai detto, a uscire di casa magari con i figli e essere completamente allo sbaraglio e i centri antiviolenza sono realmente pochi. Grazie, grazie per averlo ricordato Maria Dolores, perché bisogna parlare di queste cose. Adesso io mi rivolgo a Alessandro Manera, questa prospettiva, ecco, abbiamo visto l'ambiente, la qualità della vita, cerchiamo sempre di migliorare ed è fondamentale l'ambiente anche per una donna, per un bambino, ecco questi parchi dove io vedo anche a Villa Margherita il parco meraviglioso che abbiamo la fortuna di avere, il parco dello Storga, le Mure, siamo circondati da questo ambiente. E ci vuole anche una certa sensibilità a capire questo. Non tutti i politici, assessori ce l'hanno, però mi sembra che nella giunta di Treviso questo avvenga. Abbiamo visto quanti alberi sono stati piantati, anche da due coniugi che hanno regalato, cioè un po' alla volta si cresce. Prego Manera. Sì, allora intanto ritengo ancora una vergogna del nostro secolo che si possa parlare di femminicidio, nel senso che ciò che avviene a molte donne, anche forse non, oltre che fisicamente, secondo me anche moralmente, con dileggio, cioè è una cosa vergognosa, cioè, lo dico sinceramente, e qui bisognerebbe, lo dico, anche interrogarci un po' sulla funzione dei social media, perché anche lì ci sarebbe da dirne molto, cioè basta fare... Si possono fare epiteti su tutto, ma ci sono donne che sono stalkerizzate sui social media e l'intervento è sempre molto lento, bisogna dircela questa, perché
è un fatto che ce ne accorgiamo, e chi vive in un comune che non è, diciamo, una metropoli lo viene a sapere direttamente, perché l'assessore poi vive in mezzo alla gente, quindi lo viene a sapere. Quindi anche lì dovremmo aprire un capitolo a parte, forse una puntata a parte, su cosa avviene sui social media. Per l'ambiente, sì, abbiamo fatto molto, stiamo facendo molto, e onestamente sono contento anche che il sindaco mi abbia dato il mandato di portare questa sensibilità, che magari non era così presente in una città come Treviso. È complicato, è molto complicato, perché come diceva il presidente Baldin, mantenere il verde non è il giardino di casa propria. Cioè a Treviso ci sono 26.000 alberi, non è così semplice, e ovviamente quando ne vai a toccare uno perché magari è morto, perché lo devi togliere perché è nel suo momento di fine vita, tu hai, soprattutto con i social media peraltro, tutti che ti spiegano come fare, come non fare, come dovresti fare. Ecco, è molto complicato. Abbiamo un altro fenomeno molto complesso per l'ambiente, che è una cosa degli ultimi anni, sono queste famose bombe d'acqua. Se noi vediamo, anche ad agosto sono stati danneggiati degli alberi che erano centenari, quindi per 100 anni avevano resistiti, e queste famose bombe d'acqua che avvengono in pochissimo tempo tendono a fare dei danni incredibili, perché sono 20 a 80, 90 km/h, grandine, pioggia in pochissimo tempo, e questo danneggia molto le piante, che spesso devono essere tolte perché sono danneggiate in maniera irreversibile. Noi abbiamo intenzione di arrivare ad aumentare del quasi 40% il patrimonio arboreo, quindi un lavoro nei prossimi 5 anni importante. È importante anche decidere quale piante mettere, perché se facciamo come è stato fatto in passato, mettere i pini marittimi in via Cesare Battisti, non è che ha fatto tanto bene a mettere gli alberi, non ci puoi più andare perché i pini marittimi hanno praticamente distrutto le strade, quindi bisogna stare molto attenti su quali alberi mettere. È un lavoro importante e va fatto da degli agronomi, ecco, che non diventiamo tutti esperti della materia quando non lo siamo. Questo lo dico alla popolazione e anche ai cittadini italiani, di fidarsi un po', perché nonostante il mio cognome Manera, diciamo, tendo ad avere a buon cuore quello che è la difesa delle piante. Allora, dall'ambiente allo sport. Ecco, noi cerchiamo di mettercela tutta, anche grazie alla Giunta, al sindaco di Treviso, a tutta la Giunta che ha dato questo posto bellissimo che è Villa Margherita, dove già da 3 anni abbiamo iniziato a fare attività motoria, a fare un po' di tutto. Adesso ci sarà questo grande evento all'ippodromo di Sant'Artemio il 30 di settembre e il 1° di ottobre, grazie anche al supporto, pensate, di 20 comuni, il CONI, il CIP, ma soprattutto di mettere assieme tutte queste realtà per far capire il messaggio che deve arrivare, che è un messaggio di protezione, di prevenzione anche con lo sport. Questa attività che si farà a Villa Margherita, gratuita, in difesa delle donne, spero che mi arrivi anche il patrocinio, dove cercheremo veramente di dare, pensate, gratuitamente una difesa, perché dobbiamo anche saper difenderci, e di questo ringrazio veramente sia il sindaco che la Giunta per aver capito l'importanza di queste attività e soprattutto anche di questo sito che è molto visibile, che è Villa Margherita. Prego Manera. Allora, lo sport fondamentalmente, io ho preso l'assessorato in questo mandato, non l'avevo nel mandato precedente. Allora, lo sport si divide in 2 grandi, diciamo, tronconi: lo sport professionistico e lo sport non professionistico. Questi sono i grandi tronconi, cioè esistono società di rugby, di basket, di pallavolo, di calcio che viaggiano ad alti livelli e quindi hanno bisogno di uno standard di impianti, i giocatori, le società sono molto diverse. Poi queste grandi società, ma anche tante altre società, hanno i settori giovanili, che secondo me è la parte più importante. Perché? Perché molto di quello che avviene, secondo me, ma secondo molti anche psicologi su questo, che tanti ragazzi si sentono un po' sbandati, è perché hanno avuto un'interruzione della loro vita nel fare uno sport. Questa è una cosa importante, Mirella. Le cose che avvengono, magari che sentono in Piazza Borsa, a Treviso, molto avviene perché per 2 anni tanti ragazzi hanno smesso di fare sport e molti di quelli non sono tornati a fare sport. Quindi non hanno un impegno fisico, motorio, agonistico, perché anche l'agonismo è una cosa bella, cercare di vincere qualcosa non è così sbagliato. Guardate. Questo vale per tutte le discipline, vale anche per le persone con disabilità, perché ci sono anche le Paralimpiadi, quindi è tutto finalizzato alla vittoria e quindi il tuo spirito, il tuo modo di allenarti ti porta a superare i tuoi limiti. Ecco, questo grande sforzo sui giovani è importante, specialmente su una certa fascia di età, quando hanno 13, 14, 15 anni, perché gli toglie tante delle fisime che poi vanno a riversare quando fanno un po' i bulletti in giro, magari
a volte non facendo neanche niente, ma facendo solo i bulli, diciamocelo francamente, un po' i mona, come avrebbe detto mio nonno. Ecco, quindi lo sport ha una grande rilevanza. Lo sport, io ormai, soprattutto per i settori giovanili, per i ragazzi, ma per le persone in generale, è una questione sociale più che una questione fisica. La questione fisica viene un po' dopo, perché tu quando hai 80 anni non è che devi vincere una medaglia, ma fare sport ti aiuta a vivere bene, mangiare meglio, dormire bene, essere anche attivo mentalmente, quindi è una questione sociale fare sport a tutte le età. Poi esistono gli sport professionistici, cioè gli atleti che fanno quello di lavoro, che è un'altra cosa. Però Mirella, io ti dico anche una cosa onesta, no? È spesso il grande dilemma, lo sai, quando un calciatore guadagna tanti soldi, un giocatore di basket, un giocatore di rugby. Non dimentichiamoci che ogni ragazzo, ogni ragazza ha iniziato a fare sport perché sognava di essere qualcuno. E quel qualcuno normalmente era Yuri Keki se facevi gli anelli, Michael Jordan se giocavi a basket, Cristiano Ronaldo, Maradona se giocavi a calcio. Quindi gli atleti professionisti, e per questo è importante il loro comportamento, sono anche ispirazione per i ragazzi giovani, perché se tu vai a vedere una partita di calcio di ragazzi di 12 anni, 13 anni, fanno gli stessi gesti dei campioni della Serie A, cioè quando segnano il gol fanno gli stessi festeggiamenti, perché sono ispirazioni per loro. E quindi non bisogna mai demonizzare anche lo sport professionistico dicendo guadagnano tanto. Certo, guadagnano tanto, lo sappiamo, ma sono ispirazione per tanti ragazzi, e per questo è importante il loro comportamento. Voglio essere molto chiaro su questo. È vero, come è anche vero che l'importante è fare squadra e fare partecipazione, coinvolgere la comunità. È questo che noi cerchiamo di fare con questi eventi, non per la visibilità personali, ma soprattutto per dare la possibilità, pensate, per la prima volta 20 comuni, sono tanti, che hanno diritto di stare assieme, di parlarci, ognuno di portare qualcosa delle proprie associazioni, delle proprie attività, in un contesto bellissimo che è l'Ippodromo di Treviso, con spazi enormi, proprio per l'importanza che arrivi questo messaggio alle famiglie. Partecipate tutti assieme. I bulletti, come ha detto Manera, hanno un padre, una madre, dei genitori, dei nonni. Cerchiamo di coinvolgere la famiglia in queste attività. Ogni comune fa di tutto e di più, però 2 o 3 volte all'anno cerchiamo di unirci e mandare un messaggio forte: ci siamo. Ma questo vale anche per le donne, ho detto prima, e inviterei anche Maria Dolores Secco a partecipare, spero, ripeto, che arrivi questo patrocinio dal comune di Treviso a Villa Margherita, di questa sport disciplina però che ti difendi un pochino, perché dobbiamo fare anche questo ormai, non possiamo più andare in giro tranquillamente, anche se io devo dire, Maria Dolores Secco, che io nella mia città ho la fortuna di andare a casa anche a mezzanotte in bicicletta, e sicuramente quando arrivo a casa non ho quel senso di paura, ma sono tranquilla perché vedo una città che mi fa vivere questo. Io lo dico sempre, quasi tutte le mattine, perché è la verità. Certo, può capitarmi di tutto, io sono stata rapinata alle 3 del pomeriggio in pieno centro storico, capite bene che se parla una che ha provato a 7 ragazzini che mi sono venuti addosso e mi hanno anche tagliato un braccio, cioè non è l'ora, è il contesto, è il momento, ma io non posso dire che la mia città non è tranquilla, però non è tranquilla se trovo, ecco, questo lupo, questo mostro dietro l'angolo, che magari si presenta anche nelle più belle vesti. Chi dice che un femminicida non è un emarginato, no? È magari un colletto blu, camicia a cavallo, un snob, o sbaglio, ecco. È questo che forse ci confonde un po' le idee, cioè non sono mostri con la maschera del diavolo, attenzione. Prego Maria Dolores, vediamo anche la copertina del libro invece, che è bellissima, che c'è una farfalla. Prego, prego. Infatti hai ragione, noi tendiamo sempre, quando avvengono queste cose, a dire che sono dei mostri. In realtà non sono dei mostri, sono delle persone normalissime che hanno fatto del male, perché sono persone che sono cresciute con una mentalità maschilista patriarcale. È inutile stare qua, so che uso un termine magari forte, che magari molti diranno esagerato. No, non è vero, perché quando una persona arriva a fare ciò è perché proprio il suo movente è prendere e possedere la vittima. Per cui no, non sono mostri, non hanno l'etichetta in fronte, adesso ti farò qualcosa di male, e purtroppo questo spaventa tante ragazze, prendono
tendono a non uscire più, e anche perché poi quando succede qualcosa dicono ma com'è rivestita? Io dico, se avessimo passato gli ultimi 200 anni a spiegare agli uomini che toccare, sì, guardare ma non toccare e neanche commentare possibilmente, invece di dire alle donne come devono vestirsi, adesso le cose sarebbero un po' diverse, e invece no, colpevolizziamo ulteriormente la vittima e quindi le donne poi si sentono insicure. Volevo anche un attimo ricollegarmi. No, ferma Maria Dolores, perché abbiamo Giampiero, se no mi cade la linea, poi continuiamo. Okay. Vai Giampiero. Giampietro. Ecco, allora, volevo dire che anche il Covid ha aiutato a portare questa violenza, aggressione, un po' di tutto insieme ha aiutato. C'era anche prima, per carità di Dio. Però secondo la mia impressione è stato anche il Covid che ha aiutato a portare tutti questi casini. Ecco, basta. Non dico altro perché non ho più da dire, ma penso che le cose principali sono queste. Grazie e una buona giornata. Ciao, mi avevano riferito il nome sbagliato, ma adesso lo dico giusto. Però una cosa, sì il Covid, però vedi, non è che questo uomo diventa col Covid così, c'era già prima. E forse non abbiamo avuto l'attenzione anche nel stare attenti e nel denunciare quello che avveniva prima, perché i femminicidi non sono stati né prima né durante né dopo il Covid, ci sono sempre stati. Il problema è che stanno aumentando in maniera incredibile. Prima il professor dei TOS diceva, Maria Dolores, che proprio un'emulazione come che non va bene assolutamente. Dobbiamo stare molto attenti a questi messaggi che stanno passando. Sentiamo anche Manera uomo, Manera marito, Manera compagno, quello che è, cosa ne pensa. Ecco, questi centri di ascolto che ci sono per gli uomini però fanno fatica ad arrivare. Per fortuna adesso la legge ha capito, i giudici hanno capito e forse li devono obbligare, visto che li abbiamo, perché sennò da soli non arrivavano, non ci andavano. Noi abbiamo il coraggio di metterci la faccia, di denunciare, di dare aiuto alle donne, e voi come mai? Una parte, diciamo, naturalmente non si spara nel mucchio. Prego Manera. Allora, vorrei dire anche Manera figlio e Manera nipote di una mamma e di una nonna, perché secondo me è anche da là che parte molto. Guardate, mia nonna era una che se io provavo a mancare di rispetto a chiunque, diciamo, non è che me la mandava a dire, cioè me ne accorgevo dalla sberla che mi tirava, quindi forse in passato c'è stato anche un lassismo delle mamme, lo dico sinceramente, non della mia sicuramente, però anche nel far capire che certe cose si devono fare e un certo rispetto si deve tenere. Ecco, questa è la mia paura per le prossime generazioni. Però io dico anche una cosa: quando parliamo di femminicidio, violenza, la maggior parte, questo probabilmente la scrittrice collegata me lo può anche avvalorare, avviene in famiglia. Quindi non è tanto... Certo, può essere, perché quello può essere sempre e purtroppo non dovrebbe mai avvenire, ma purtroppo avviene spesso nella propria famiglia. E noi lo vediamo dal sociale che ce lo dice, che molte ragazze, molte mogli, si devono allontanare dal proprio nucleo familiare. Non è che avviene la notizia, la violenza per strada. Perché lo hai detto anche tu Mirella, cioè a Treviso tu puoi girare, chiaro il deficiente nella vita può sempre venire fuori, cioè adesso non possiamo prevederlo, il matto può sempre venire fuori, però la maggior parte delle violenze avvengono in famiglia. Ecco, secondo me l'educazione parte sempre, e bisogna dircelo, certo dal papà, ma la mamma è la mamma, e la mamma a un maschio ti può insegnare come stare al mondo. Io lo dico, questo non voglio colpevolizzare le donne, però secondo me un ragazzo che ha avuto una buona educazione dalla propria mamma, quindi da una donna, rispetta le donne. È vero Manera, però è anche vero, poi sentiamo anche Maria Dolores, che dobbiamo arrivare a quei ragazzi che non hanno la mamma o il papà o la nonna o il nonno, non perché magari non ce l'hanno, ma sono invisibili, inesistenti, o loro sono riusciti ad avere la supremazia su questi. È il messaggio che io voglio dare sia a Villa Margherita inclusiva, anche col mondo delle fragilità, farli lavorare assieme, fare attività motorie assieme, laboratori assieme, perché sennò se io sento un ragazzo anche della consulta
consulta provinciale, Manera, che è invitato a un tavolo molto importante con tutti i CEOD educatori, che gli chiedo cos'è un CEOD e lui risponde una residenza per anziani anche con fatica. Capite bene che finché noi teniamo le fragilità lontane, divise, continuiamo a chiamarli, prima li chiamavamo mongoloidi, poi handicappati, poi diversamente abili, disabili, vogliamo chiamarli con un nome, un cognome e parlare di persona? Cosa ne pensa Maria Dolores? Cosa ne pensi di questa attività anche faticosa che tutti assieme stiamo portando avanti? E devo dire sempre grazie, e lo ripeto, non sono sviolinate, ma non è stato facile avere questo luogo meraviglioso dove fare queste cose, fare comunità. Ecco, forse la comunità ci salverà se ci mettiamo tutti assieme. Prego Maria Dolores. Intanto volevo dire che sì, i fenomeni di violenza sì, sono la maggior parte in casa e c'è stato un aumento col Covid perché eravamo rinchiusi in casa, per cui sì, cioè, se sono a contatto con il mio carnefice è normale che poi succederà qualcosa che invece quando stai fuori 8 ore a testa di casa succede ma meno. Per un altro aspetto, io credo che comunque i figli sono in mano alla società, tutti dobbiamo contribuire, dai genitori alla scuola, e io ci tengo a dirlo, la scuola e i genitori dovrebbero cooperare al massimo, ma tutta la comunità forma quelle che sono le persone del futuro. E io penso che comunque un bambino che possa non avere il genitore piuttosto che avere solo la madre o il padre, e che si tratti di donna o persona disabile, secondo me l'esempio fa più di qualsiasi altra cosa. Se un ragazzino avrà davanti agli occhi un esempio positivo, un padre che tratta bene la madre, una madre che ascolta, dei genitori che non prendono in giro la persona disabile che passa per strada e non ridono ma portano rispetto e la trattano come qualsiasi altra persona, allora crescerà un ragazzino sano con dei principi, perché l'esempio fa più di qualsiasi altra cosa. E i ragazzini che sono di oggi, che sono il nostro futuro, non hanno loro la responsabilità di salvarci, perché noi spesso diamo troppa responsabilità ai ragazzi del futuro. Siamo noi adulti che dobbiamo fare qualcosa ora per dare un futuro migliore ai nostri figli e insegnargli con l'esempio qual è la strada giusta da prendere. E vuol dire fare comunità tutti assieme. Questo è il segreto magico di questa parola. Manera, come ci saluta? Cosa ci dice? Mirella, volevo dirti una cosa, ecco, una cosa su cui io ho viaggiato molto nella mia vita, in giro per il mondo, continuo a viaggiare, ecco, solo una cosa, e lo chiedo veramente a tutte alle donne, ma a voi due collegate sicuramente è importante. Non diventiamo come gli americani. Ecco, questo io volevo dirlo, in cui cioè dobbiamo capire qual è il limite. Io negli Stati Uniti sono stato spesso, in cui non sali in ascensore con solo una donna perché hai paura che ti denunci quando esci, hanno dovuto mettere telecamere dappertutto. Cioè cerchiamo di trovare un limite italiano, per come siamo fatti noi, per trovare questo limite, perché altrimenti vai come negli Stati Uniti e ogni cosa che dici, ma guardate, anche le più banali possono essere mal interpretate e sono frutto di denuncia, perché in questo modo rischiamo anche di creare il problema contrario, una società apatica. Io capisco quello che dice Dolores, lei è una ragazza, allora è giustissimo che un uomo non debba dire qualcosa a una ragazza per strada che le possa mancare di rispetto, è giustissimo, no? Guarda, lo sottoscrivo, l'ho scritto anch'io tante volte, non è che vivo nel mondo di Marte. Non diventiamo però dall'altra parte, in cui negli Stati Uniti vivono per botta e risposta, dandosi dei codici se si possono parlare uno con l'altra, e viceversa, perché attenzione, e viceversa. Siamo pur sempre italiani, un sorriso non è una mancanza di rispetto a una ragazza, un sorriso è una ragazza anche un ragazzo, non è un dilegge, no, attenzione, te lo dico, scusa ti do del tu, cioè non diventiamo degli alieni, perché non siamo fatti così noi italiani, noi gesticoliamo, sorridiamo, se dobbiamo offrire davvero una ragazza che vediamo, glielo offriamo, se lei dice di no, è un no e te la porti a casa. Sì, capito, no, intendo quello, cioè l'approccio deve essere anche, perché altrimenti diventiamo che ci possiamo collegare solo su Facebook, su Instagram, dicendo ciao sono...
capisci? Cioè, volevo dirlo perché sono stato negli Stati Uniti tante volte e so cosa è avvenuto, da che punto sono partiti e a che punto sono arrivato. Grazie Manera, devo chiudere, purtroppo manca un minuto. Maria Dolores vuole rispondere, prego. Sì, volevo rispondere perché forse non abbiamo la reale concezione di quanto indietro siamo in Italia, visto che il World Economic Forum, e questo non lo dico io, basta guardare delle statistiche, mancano 132 anni alla parità di genere. Questo non vuol dire che la donna deve rinunciare all'uomo. Però cioè, io ho dato alla mano, l'Italia è 63esima nel mondo sotto la Zambia e l'Uganda e appena sopra la Tanzania come parità di genere, quindi siamo a livelli di terzo mondo. Non ci rendiamo realmente conto di quanto in Italia ci sia un problema e questo non vuol dire sorridere alla ragazza, vuol dire che io appena posso gli tiro una manata sul sedere, come è successo anche a una nostra giornalista italiana. Questo è maleducazione, esatto. Questo è anche maleducazione. Esatto. Io devo chiudere purtroppo la trasmissione, Maria Dolores, ma ti inviterò ancora. Guardiamo la copertina del libro di Maria Dolores Secco, che è molto importante. Mi raccomando, questa donna che non deve essere vista come un rifiuto da parte di certi uomini, e per un rifiuto non devono ucciderla o massacrarla di botte o sfigurarla. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo dare questa mattina anche con Alessandro Manera, uomo, padre, come avete sentito, nipote di tutto e di più, ma il messaggio è quello: fermiamo questi uomini che veramente non ne possiamo più. Viva le donne, viva tutte le donne. Grazie, grazie, grazie. La posta di Mirella. Hi, this is Robin Williams. I recently had a mind-altering experience communicating with a gorilla. Her name is Coco. We shared something extraordinary. Laughter. Coco understands spoken English and uses over 1,000 signs to share her feelings and thoughts about daily events. Life, love, even death. It was awesome and unforgettable. I'm going to adopt you. She had my sunglasses on, turned away, and then she looked out the window, and she looked great. They actually looked very nice. And she turned out the window, just like... You, Chase. Okay, where should you guys all go? Into the kitchen or in... Tickle. Tickle. She wants you to tickle her. Yep, that would be good. Or in the thighs. Mm-hmm. She likes that. Tickle. Oh, yeah. You tickle. You tickle. Tickle. You like him to tickle. Now you don't pinch. Sweetheart. Picking pockets. She's picking your pocket. Sweetie, we're not going to run off the
She's got a handful of business cards. She does watch your movie. Maybe she knows you're funny. And that's it. Do you remember this? That's right. And I think she remembered you from the video where Maybe, you're very she funny. Saw that kind of, it was funny. She was having a good time.